Salta sui naufragi dai belvedere delle torri, china è distante sugli elementi del disastro, delle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla. Lungo un facile vento di sazietà, di impunità, sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine, per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Perché ad Akabakuro la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Obiettivo: sensibilizzare al dono del sangue nella provincia andando a raggiungere il più alto numero di persone possibile. È stato siglato con questo spirito tra Fidas Vicenza e l'Ordine dei Farmacisti il protocollo di collaborazione finalizzato ad aprire i cuori per incentivare il grande gesto di altruismo e solidarietà che è il dono del sangue. Felicissimi di questo accordo, perché tanta sinergia e tanta forza e tanta energia per propagandare il dono del sangue. Inizieremo con delle iniziative legate un po' a volantini con entrambi i loghi che risuoneranno in tutte le farmacie della provincia di Vicenza, e cercheremo a partire già dall'anno prossimo, in occasione del 14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue, di andare a fare degli eventi ad hoc al
all'interno delle farmacie per cercare di sensibilizzare le persone al dono del sangue, per coloro che ancora donatori non lo sono, e per ringraziare tutti i donatori di sangue dell'opera che ogni giorno compiono. Iniziativa che conta sui numeri e sul radicamento sul territorio di entrambe le realtà. Fidas, suddivisa in 9 zone in provincia, costituita da 78 gruppi di donatori di sangue che corrispondono ai comuni più abitati. Farmacie che attraverso 265 presidi territoriali sono un punto di riferimento per la salute dei cittadini. Le farmacie e il farmacista in particolare, da sempre sensibili ovviamente ai problemi di salute, sono sicuramente disponibili per intercettare le giovani generazioni in particolare e così stimolarli al dono del sangue e magari successivamente anche al dono di altri organi. Attività di varia natura che verranno messe a punto in sinergia tra le due realtà, dalle promozioni attraverso i social network e i siti istituzionali all'organizzazione di eventi nelle farmacie vicentine, alla realizzazione di materiale informativo, di filmati o altre opere mediatiche proiettabili nei LED wall all'interno delle farmacie aderenti. Cercheremo anche lì di andare a propagandare questo accordo e questa sinergia attraverso i social e cercheremo di promuovere anche il tema della salute. La salute, lo stile di vita, una sana alimentazione, la possibilità di fare sport, e vorremmo farlo e abbiamo voglia di farlo lanciando un po' delle pillole, delle videopillole che ci aiuteranno un pochino ad avere dei buoni accorgimenti per mantenerci in buona salute. E dopo aver sentito la bravissima cantautrice Erika Boschiero con questa bellissima musica e canzone Smisurata preghiera, presento subito un gradito ospite che è il dottor Livio Patelli, farmacista, titolare e consigliere nazionale di Farmacie Unite. Buongiorno dottor Patelli. Buongiorno Mirella, buongiorno telespettatori e la ringrazio dell'invito. Allora, io l'ho invitata, dottor Patelli, perché sembra che i casi Covid siano in aumento, anche se giustamente non sono più pericolosi come prima, però bisogna sempre avere un po' di attenzione. Com'è la situazione del suo osservatorio, dottor Patelli? Perché noi vogliamo anche capire, vogliamo conoscere e poi decidiamo cosa fare, però secondo me l'informazione corretta è fondamentale. Prego. Certo Mirella, ha ragione, i dati dell'Osservatorio Nazionale denunciano un effettivo aumento, di un'espansione del Covid dopo diversi mesi di relativa tranquillità. I dati parlano ormai di un Covid che è in espansione, però un Covid che possiamo tranquillamente trattare al pari di altre malattie ormai curabili facilmente. L'unica accortezza è che il Covid rimane sempre una malattia a più facile e a più alta trasmissibilità. Pertanto chi dovesse sospettare o sapere di essere positivo al Covid dovrebbe, anche se ormai non ci sono più delle regole stringenti a livello nazionale, dovrebbe sicuramente isolarsi e cercare di avere minori contatti possibili con gli altri soggetti, soprattutto se fragili e anziani. Chiaro che non ci sono più misure restrittive, per cui anche un positivo al Covid con le giuste cautele, quindi magari indossando la mascherina, può tranquillamente fare una vita regolare andando a fare la spesa al supermercato o comunque girando per la città per le normali incombenze. Chiaramente è comunque consigliato un isolamento in casa e questo facilita poi la guarigione e accelera il processo di guarigione. Cosa vediamo noi dalle nostre farmacie? Io personalmente dalla mia farmacia negli ultimi 15-20 giorni vedo il segnale principale è la richiesta di test per autosomministrazione. Noi siamo stati una farmacia, nello specifico adesso parlo come titolare privato, che ha sempre fatto i test anche ufficiali che andavamo a fare, ovviamente eseguire qui in farmacia e a registrare sul portale regionale nazionale. Di questi ormai se ne fanno molto pochi, anche perché sono poche
le ragioni per cui uno debba farlo e per poter dimostrare eventualmente di essere positivo. Molti preferiscono testarsi a domicilio ed eventualmente prendere delle misure. Andiamo avanti a fare qualche sporadico test Covid qui in farmacia. Principalmente vediamo un notevole aumento di richieste di test di autodiagnosi e, devo dire la verità, anche un aumento delle vendite di farmaci per la tosse e farmaci per il raffreddamento. Sappiamo che queste sono ormai principalmente le manifestazioni del Covid, per cui al di là di un rialzo febbrile che può essere a volte anche modesto, quello che parte subito è una tosse abbastanza insistente e anche difficile da eradicare e sicuramente anche una forma di sinusite. Ecco, questo è il nostro osservatorio al momento. Sicuramente siamo in fase di espansione, non credo che abbiamo già raggiunto il picco, lo attendiamo. Di solito in passato i cicli del Covid tra inizio e conclusione di un picco prevedevano circa 2 mesi, quindi secondo me avremo ancora tutto luglio, una parte di agosto, dove noteremo una manifestazione di picco. Allora, dottor Patelli, io ho aperto con smisurata preghiera perché è questo l'appello che vorrei che anche lei facesse questa mattina per far capire alle persone che ascoltano che il fai da te, specialmente per la salute, lo mettano da parte. Io ho sentito luminari che ho avuto ospiti molto preoccupati per l'abuso di antibiotici, ma soprattutto anche per gli integratori. Loro, il messaggio che hanno detto questi medici è stato quello: non fate da soli, ma andate dal medico di famiglia, fatevi consigliare, non per sentito dire lo prendo lui, lo prendo anch'io. Questo vale anche per gli integratori e soprattutto gli antibiotici. Bisogna capire che se anche li hai a casa, ecco, non devi fare il fai da te. Cosa dice dottor Patelli? È vero questa cosa? Non è vera? Beh, Mirella, perfettamente d'accordo con lei, anzi la ringrazio di questo assist, perché in quasi tutti gli incontri che noi abbiamo sensibilizziamo sulla utilità enorme di un uso corretto degli antibiotici. Quindi intanto parliamo di antibiotici, poi passo anche al tema integratori. L'antibiotico è l'arma più importante della medicina moderna. Con gli antibiotici c'è stata una svolta nei processi di cura e siamo passati nella fase avanzata della medicina, perché prima degli antibiotici con una banale infezione a un piede si poteva morire. Gli antibiotici sono stata una rivoluzione. Adesso ne abbiamo tantissimi di antibiotici molto efficaci, però proprio un uso improprio, grazie anche, come dice lei, al fai da te o al sentito dire, oppure il mio vicino di casa me l'ha consigliato, me l'ha passato, lo uso, oppure l'utilizzo anche improprio nel senso di non completa cura. Noi in farmacia, quando dispensiamo un antibiotico, ovviamente sempre su presentazione di prescrizione medica, perché l'antibiotico in nessuna maniera può essere venduto senza ricetta medica, e questa è una tutela per la salute del cittadino, del paziente, non è un voler essere restrittivi, selettivi e cattivi in un certo senso. Quello che noi vogliamo far capire ai pazienti è che l'utilizzo dell'antibiotico deve seguire determinate regole. Il medico dà indicazione su come assumere l'antibiotico, con che cadenze, in che momenti della giornata e soprattutto la durata della terapia, perché quello che spesso avviene è un'interruzione della terapia quando uno comincia a sentirsi meglio. Allora sto meglio, ma cosa non prendo gli ultimi 2 giorni di antibiotico, tanto sto meglio, mi sento forte. Ecco, così facendo noi andiamo a creare le famose resistenze, che sono un dramma per la medicina moderna, un costo enorme per le sanità di tutto il mondo e un rischio enorme per la popolazione, perché quello che stiamo assistendo negli ultimi anni è un aumento delle resistenze anche di antibiotici molto potenti, quelli che vengono usati anche a livello ospedaliero, e questo fa sì che quando uno stia veramente molto male, il primo antibiotico non funzioni, allora si va sull'antibiotico di seconda scelta, non funziona il secondo, si va sul terzo e a quel punto la situazione è già irrimediabile. Quindi la prima e più importante cosa da fare, come ha detto giustamente lei, quando si hanno dei sintomi di una certa gravità,
o consultare il farmacista, che a sua volta rinforzerà il consiglio di andare dal medico, andare direttamente dal medico, e se sarà necessario il medico prescriverà l'antibiotico, magari dopo una analisi del sangue approfondita nel caso di sospetto di infezioni urinarie. Detto questo, passo al tema degli integratori. No, Gli integratori, dottor Patelli, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea, poi continuiamo con gli integratori. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce. Rinaldo non c'è, allora c'è ma non sente. Allora continuiamo con gli integratori, dottor Patelli. Sì, te sento, allora, Mirella, te sento. Ti devo guardare la televisione? No, te sento. Vai, Rinaldo. Te sento Mirella, ti sento Mirella. Sì, anch'io volevo dire, in quanto alla donazione del sangue, mi da Puteo, va bene, io avevo 5 anni, andavo con mio papà in ospedale civile e con i suoi fratelli, gli donava il sangue, che parlo del 1950, gli donava il sangue ancora all'epoca, pensati, perché gli mi dava una bistecca, finito del donatore del sangue, una bistecca con uovo mi dava. Va bene, ma a parte la bistecca, voglio dire, fin da allora il sangue era considerato un dono prezioso per l'umanità. E dopo, che riguarda il Covid adesso, ma le cose siamo a parlare? 36 milioni di persone che si andano in ferie, giusto? Come chi dice. Dice tutti i grumbai, ma non il Covid, tutto, qualsiasi malattia galoppa, perché siamo tutti attaccati come i baracocchi, Mirella, tutti attaccati, senza maschera, senza niente. Mille volte vado in pullman mestre, vedete tutto, vedete pullman stracarico, 300 persone, nessuno ha maschera, viene una spusa che metà basta in pullman perché siamo in tanti. Ma bisogna che la gente faccia da sé, che si metta la maschera, quando c'è tanta gente, anche a mia moglie quando è via, se c'è tanta gente mi metto la maschera, anche se mi vada. Io dico adesso, fatti affari tu, mi metto perché ho paura che ti si mai ti mi appeti. E ora le volte faccio una parole. Ma penso sia il buon senso. E la gente che ha da capire che adesso non vuoi dirmi che c'è troppa gente, perché gli interessa che la gente spenda schei, ti ha capito? Che ora l'economia va in alto del cosa, che poi tutti i schei che va spesi adesso, gli va sempre sulle stesse scarsette, ti ha capito? E senza i debiti che si fa la gente, ma siamo Dio vive sul mondo sbagliato, Mirella. E ora in conta quello che vuole. Fra i poi, guarda, a Venezia, c'è un disastro, cosa che ha fatto? Dice Dio venderla a Venezia, un po' quella volta. Tutti roba, tutti fa strike. Come quello di Piglia. I Pigli, sai cosa che c'è? I veneziani conoscono per le colonnette, Codermo Putendaimo le colonnette. E anche che era scarico di tutte le fabbriche di Marghera, il fango, bugiva, rosso, verde, viola, quello saliva il poco di terra. Innanzitutto quello c'era barena, e barena cosa vuol dire? Era roba del demanio. Come mai potresti vendere la roba del demanio? E ora, delle tante robe che non va, che metà basta, e dopo magari un povero disgraziato, per comprare una carrozzera, gli tocca farci a mano, a tocchi perché non hai i soldi. Sei vergognoso, quello che siamo Dio a fare contro le povere gente. Ciao Mirella, saluto il tuo ospite e viva i farmacisti sempre, che gli danno a mano a tutti. Grazie caro Rinaldo, ho sentito anche le riflessioni sempre tante del nostro Rinaldo, ma torniamo, poi se vuole aggiungere qualcosa, dottor Patelli, appunto agli integratori. Prego. Certo Mirella, intanto ringrazio il simpatico Rinaldo per l'apprezzamento che ha manifestato nei confronti dei farmacisti. Allora, gli integratori dal nome stesso integrano, quindi non sostituiscono, integrano una dieta che deve essere il più possibile corretta, integrano eventualmente una terapia che deve essere mirata. L'integratore adesso va di moda perché si pubblicizza, si vende online e anche questo è un problema, bisogna sempre affidarsi a chi è un professionista che sa dare un consiglio frontale e disinteressato, quindi mirato alla problematica. Comunque gli integratori non devono essere dei sostituti, ma devono integrare. Come dice giustamente lei, non si può pensare di curare una malattia
di una certa gravità con un integratore. L'integratore può supportare il fisico per migliorarne la capacità di difesa naturale, recuperare uno stato di stanchezza che è insito in un qualsiasi decorso patologico. Pertanto un integratore va consigliato da un farmacista o un medico competente e non può mai sostituirsi alla medicina classica. Il percorso è: vado in farmacia, se voglio prima vado dal medico, ma vado in farmacia, capisco che tipo di problema ho, se ho un problema che può essere risolto con l'aiuto del farmacista, quindi senza farmaci prescritti dal medico, il farmacista darà il giusto consiglio ed eventualmente consiglierà anche qualche integratore a supporto. Diversamente la malattia è di una certa gravità, i sintomi sono elevati, mi riferisco dal medico e poi passo in farmacia per acquistare i farmaci con ricetta medica ed eventualmente chiederò al farmacista se c'è bisogno o è opportuno integrare la terapia medica con qualcosa che possa essere a supporto, quindi favorire la cura. Allora, mi ricordo che ho avuto pochi giorni fa anche un illustre ospite che è il professor Silvio Garattini, e mi ricordo che su una telefonata di un telespettatore che diceva appunto che prendeva questi integratori e stava bene, l'ho sentito un po' scettico, se devo dire la verità, sugli integratori. Ha detto: guardi, se per lei va bene e si sente bene, lo prenda senza problemi, se lei si sente bene. Però l'ho sentito molto scettico. Nel sottofondo non è che il professor Garattini creda molto a questi integratori, però giustamente ha detto: a livello psicologico uno lo prende, si sente bene, continui a prenderlo e basta. Perciò bisogna anche capire l'importanza di farsi consigliare, ecco, non puoi fare il fai da te, ecco, perché possono essere anche degli effetti collaterali anche importanti che tu non sai, che non conosci, perciò la massima attenzione va sempre fatta, e il messaggio che voglio dare questa mattina è proprio quello di non essere superficiali, ecco, con la salute non si scherza, ognuno proprio la recepisce in maniera diversa, il proprio corpo si comporta in maniera diversa, perciò bisogna stare attenti. Un'altra domanda che volevo farle era proprio questo servizio che abbiamo visto a Vicenza, di questo accordo tra Fidas e farmacisti su questa donazione di sangue, però le farmacie stanno diventando un punto molto fondamentale dove si potranno fare determinate analisi, veramente è una cosa veramente che qualcuno si è reso conto dell'importanza della farmacia. Io ho fatto sorridere anche che ho avuto ospite il dottor Patelli, dottor generale di Treviso, dottor Benazzi, ho detto: preti non ne se più, suore meno, medici sempre meno, per fortuna che ci sono i farmacisti. Ecco l'importanza di questa figura che diventa sempre più con un ruolo fondamentale. Prego, dottor Patelli. Effettivamente mi lasci intanto fare i complimenti alla Fidas di Vicenza e ai colleghi di Vicenza per questa meritoria attività che mi auspico possa essere allargata anche alle altre realtà regionali, quindi un plauso. Noi come farmacie siamo sempre a disposizione e mi ricordo che in un altro incontro proprio con lei, Mirella, si parlava della Fondazione Rava per la raccolta dei farmaci per i bambini indigenti, ma noi sosteniamo anche il banco farmaceutico a livello nazionale, facciamo tante attività di concerto con le amministrazioni e con le regioni. Detto questo, le farmacie effettivamente hanno dimostrato, soprattutto durante il Covid e quindi di conseguenza anche successivamente, di essere dei punti centrali nella logistica e nella logica del sistema sanitario nazionale. Mentre prima venivano viste soltanto come dei partner esterni e privati fondamentalmente, adesso si è notato come la nostra rete di farmacie capillare sul territorio, dotata di professionisti che fanno un lavoro sicuramente molto impegnativo, ricordo i turni diurni e notturni, 365 giorni all'anno a costo zero per lo Stato, quindi le farmacie sono dei presidi, dei capisaldi forti. Abbiamo imparato a fare dei servizi completamente nuovi, abbiamo cominciato con i tamponi ufficiali, abbiamo continuato con le vaccinazioni prima Covid e anti-influenzali e a breve arriveranno anche altri tipi di vaccinazioni da eseguire in farmacia. Adesso parte la sperimentazione per tutta la fine del 2024 della farmacia dei servizi nazionale, dove le farmacie su specifici accordi con le regioni potranno eseguire delle analisi di prima istanza
che in parte già eseguiamo a livello privato, ma che potranno essere configurate all'interno del sistema sanitario. Cosa vuol dire? Mi spiego meglio. Il medico di base potrà prescrivere un elettrocardiogramma e l'elettrocardiogramma potrà essere effettuato anche nelle farmacie che offrono questo servizio, che sono in rete con il sistema sanitario nazionale. A questo punto il paziente in quel caso lì non pagherà l'elettrocardiogramma perché sarà rimborsato direttamente dal SSN, e oltre all'elettrocardiogramma si potranno fare l'holter pressorio, quindi la misurazione e il monitoraggio nelle 24 ore della pressione, l'holter cardiaco, quindi il monitoraggio nelle 24 ore dell'elettrocardiogramma, e una serie di altre attività. Alcuni potranno anche riferirsi alle farmacie per fare dei test spirometrici, quindi di controllo dell'espirato polmonare. Oltre a questi andremo a fare anche degli screening sulla popolazione per diagnosticare il diabete non noto, o anche per fare dei controlli mirati alla determinazione e rilevazione della pressione e delle malattie metaboliche come l'ipercolesterolemia in soggetti che verranno in farmacia, successivamente ad un questionario che verrà sottoposto al paziente. Tutto questo per far capire quante attività potranno fare le farmacie, ovviamente che aderiscono a questo tipo di progetto. Non è obbligatorio, ma noi come farmacisti auspichiamo che il più alto numero di farmacie aderisca, in modo tale da dimostrare una volta in più l'importanza della farmacia come punto fondamentale, come snodo cruciale all'interno del sistema sanitario nazionale. E la ringrazio per la battuta che ha fatto al dottor Benazzi, ma il dottor Benazzi, così come un po' tutti i dirigenti regionali e nazionali, ormai hanno capito l'importanza delle farmacie e hanno capito anche che con le farmacie si può migliorare la qualità della salute pubblica e allo stesso tempo sgravare le unità, le ULSS o comunque gli ambulatori, i pronti soccorso, di piccole analisi di prima istanza, in modo tale che possano concentrarsi anche su problematiche più importanti. Adesso sgraviamo il centralino perché c'è la telefonata di Livio da Padova. Ciao Livio. Mirella, ciao, un saluto, buongiorno dottor Patelli. Una mia curiosità, volevo fare una domanda. Ma tutti questi integratori, non ci sono degli alimenti che li possono sostituire, frutta, verdura, tipi di carne, eccetera? Sono proprio indispensabili oppure è solo qualcosa, è tanto per vendere, le aziende farmaceutiche, vendere questi prodotti? Perché ce ne sono talmente tanti e ormai ne faccio, lo uso anch'io, diciamo, da diverso tempo. Male, non penso facciano male, ma non ci sono frutta, verdura o altri alimenti che li possano sostituire? Ecco, grazie, una risposta. Grazie Livio, prego dottor Patelli. Allora, ringrazio il mio omonimo per la domanda, che è sicuramente interessante. Ha detto una cosa giustissima il signor Livio: una corretta e sana alimentazione ricca soprattutto in frutta e verdura, soprattutto verdura. La frutta fa benissimo, è ricca di tanti elementi, ma ricordiamo che è molto zuccherina e negli ultimi tempi e negli ultimi decenni c'è un eccesso di utilizzo di zuccheri, ma comunque non voglio demonizzare la frutta, che va benissimo, va soltanto mangiata con giuste quantità. La verdura e la frutta fanno molto bene, sono ricche di sostanze fondamentali per la salute e possono essere considerati una vera e propria medicina preventiva. Quindi chi si nutre bene e eccede in frutta e verdura, riducendo quella che può essere l'utilizzo di grassi, come noi sappiamo, i carboidrati ovviamente vanno mangiati con una frequenza inferiore, limitando oli fritti, grassi saturi, quindi burri e strutti, e mangiando la carne rossa non tutti i giorni ma 1 o 2 volte alla settimana, magari favorendo la carne bianca. Bene, questo tipo di dieta, sommariamente detta in pochi secondi, è una dieta che può essere sicuramente preventiva, e chi si nutre così non andrà incontro all'obesità e quindi riuscirà anche a prevenire malattie
enormemente invalidanti e debilitanti e pesanti sia per la salute dell'individuo che anche per il sistema sanitario nazionale, come appunto il diabete e le malattie metaboliche, il colesterolo elevato, l'ipertrigliceridemia ed altre. Quindi è vero che sono delle medicine naturali, a volte c'è bisogno però di integrare, no? Faccio l'esempio banale: fa tanto caldo d'estate, noi dobbiamo bere di più e facilmente con il sudore andiamo a eliminare i sali minerali. Bene, quando uno si sente molto fiacco d'estate, certo potrebbe mangiarsi una banana, ma anche non può mangiare una banana tutti i giorni, 2 volte al giorno. Allora dei buoni integratori di sali minerali possono far bene e risollevare subito la stanchezza di un individuo. Questo era un esempio per far capire come una dieta corretta ed equilibrata sicuramente previene le malattie e ridurrà l'utilizzo degli integratori. Poi gli integratori, come dicevo prima, integrano. Che ci sia probabilmente anche un po' un business dietro delle aziende farmaceutiche che adesso hanno capito che c'è un aumento di richiesta e vengano anche sponsorizzati e oltretutto svicolino dal collegamento col sistema sanitario nazionale questo tipo di prodotti, sicuramente è vero. Però se noi abbiamo necessità di un prodotto di integrazione corretto, ma di solito succede in casi particolari, stanchezza, difese naturali basse, lo sportivo che ha bisogno di integrare in più rispetto alla dieta perché ha un dispendio energetico maggiore, questi sono esempi di persone che hanno bisogno probabilmente di un'integrazione, che non parliamo di cura di malattie, ma ovviamente un'integrazione per mantenere il loro fabbisogno energetico quotidiano ad un livello corretto. L'esempio è quante persone guardano questa trasmissione da Venezia a Padova. Adesso andiamo a Vicenza con Stefania. Vai Stefania. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno al dottore. Allora, volevo dire intanto dell'importanza delle farmacie. Ad esempio, domenica mattina mio marito si sveglia e si accorge che ha una zecca nella gamba. Allora, al pronto soccorso no, perché devi stare là una giornata. Vicino a noi c'è una farmacia che fa orario continuato, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8, e hanno un'infermiera tutta la settimana. Sicché siamo andati e nel giro di mezz'ora gli avevano tolto la zecca e fatto tutto. C'è l'importanza di avere questi posti, veramente, se hai bisogno di fare gli esami per la glicemia, per il colesterolo, misurare la pressione o tantissimi servizi delle urine, ti fanno tutti questi esami. Sì che è molto importante anche per snellire quelli che vanno al pronto soccorso magari per stupidaggini. Alla fine penso che il personale che lavora in farmacia è tutto laureato, credo, no? Cioè quello che dice ha una validità, non sono semplici commessi. Ecco, e dopo volevo dire degli integratori, no, che dicono sì vabbè però puoi mangiare il pesce, puoi prendere tanta frutta, tanta verdura, e questo torno a te Mirella quando dici ma i prezzi, veramente comprare una fetta di anguria, €1 al chilo minimo, il pesce quanto costa? Anche il tonno nelle scatolette costa meno una bistecca che una scatoletta di tonno. Siamo arrivati a questo punto. E gli anziani poveri come fanno a prendere tutte queste cose? Allora dico, ben vengano anche gli integratori, se servono per queste persone che non hanno la possibilità di mangiare bene come si dice. Perché una volta si poteva anche mangiare bene perché i prezzi erano più bassi, adesso sono diventati molto alti, sinceramente. La gente fa fatica, io vedo anche i carrelli delle persone non sono più pieni come una volta, adesso si compra il necessario e si cerca di comprare almeno le cose buone, diciamo, ecco. E comunque sì, sempre complimenti ai farmacisti che ci sono di un gran sollievo quando stiamo male. Anch'io ho appena fatto un raffreddore potente, mi sono fatta il test a casa, era negativo, però sono andata in farmacia, mi hanno consigliato, insomma, ecco. E purtroppo sì, come diceva prima il tuo ospite all'inizio, che secondo me dice sempre cose giuste, caro, siamo in tanti, Rinaldo. adesso che si muovono per le ferie, siamo attaccati come le pulci proprio e è facilissimo ammalarsi. È inutile mettere mascherine o stare attenti.
c'è tanto pericolo. Grazie Mirella, buongiorno. Grazie a te cara Stefania, questo dimostra, dottor Patelli, il buon senso delle persone che hanno capito l'importanza della farmacia e sono grati, tanto è vero che i farmacisti sono stati i primi a mio avviso a rimboccarsi le maniche e dare servizi alla persona. Questo state facendo perché è la verità, addirittura con l'orario continuato, cosa non da poco, cosa da non sottovalutare, vuol dire che hanno capito l'importanza di essere presenti tutta la giornata per dare risposta a questi genitori e vengono premiati perché la gente a casa capisce l'importanza di sapere che c'è quella farmacia che è predisposta anche per fare determinate funzioni e non arriva più al pronto soccorso. Ma qua è fondamentale anche il medico di famiglia che dovrà informare questa sinergia che ci dovrà essere tra medico di famiglia, paziente e farmacista. Prego, dottor Patelli. Beh, questa è una triangolazione che noi da sempre caldeggiamo e che auspichiamo avvenga sempre meglio. Il paziente ovviamente è il protagonista, colui che cerca una soluzione ad un problema, e i farmacisti e i medici di famiglia sono le prime sentinelle che devono mettersi a disposizione quando c'è un problema di salute. Noi come farmacisti abbiamo cercato, come ha detto lei, da subito, dall'inizio del Covid, ma anche prima, di rimboccarci le maniche anche in situazioni complesse che ci hanno visto ammalarci, che ci hanno visto stare male, in certi casi anche a soccombere. Stessa cosa hanno fatto i medici ovviamente, per cui non c'è assolutamente una questione, non voglio imporre differenze tra le due professioni, anzi noi abbiamo cercato di fare il nostro e continuiamo a farlo, e io penso che per fare il farmacista o comunque un operatore sanitario ci voglia un mix di passione, chiaramente, di piacere, di contatto con il pubblico, e è un po' una missione perché il farmacista si trova di fronte dei problemi tutto il giorno, cerca di farli propri, non troppo, non deve farsi coinvolgere troppo perché ovviamente deve essere anche razionale nel momento in cui deve proporre una soluzione, una cura, ma è sicuramente un lavoro che dà grandi soddisfazioni. Quando io sento i suoi ospiti intervenire dall'esterno e tutti ringraziarci, mandare un plauso per l'operato, mi fa inorgoglire, mi fa capire che la fatica, gli studi, come diceva giustamente prima una sua gradita ospite, che noi facciamo, che sono anche molto severi e lunghi e che ci danno poi la possibilità di metterci il camice bianco, servono a dar beneficio, a creare una situazione di comfort per le persone che vengono da noi, e la farmacia è sempre aperta. Per il medico a volte c'è bisogno dell'appuntamento, dell'orario, da noi trovano sempre qualcuno. Poi è chiaro che, come si diceva prima, insieme si cerca di indirizzare il percorso di cura se c'è necessità di passare poi ad un livello superiore dal medico di base o in ospedale. Noi saremo i primi a consigliarlo ed accompagnare. Però il farmacista è diventato un po' un punto di riferimento perché lo trovo sempre ed è sempre disponibile, con professionalità, con dedizione e a volte anche con simpatia, nel senso che ci capita molto spesso di fare un po' le veci dell'amico, del confidente, e questo proprio perché ci mettiamo a disposizione. Come i preti, che delle volte più qualche volta vi raccontano tutti i loro problemi, però dobbiamo anche capire che c'è una solitudine, guardate, che è l'importanza anche del farmacista, specialmente per i diversamente giovani o quelle persone veramente sole, guardate che è diventata fondamentale. Voi andate in farmacia e sentite, oltre al farmaco, cosa non raccontano, e l'ascolto che viene fatto è fondamentale. A questo punto devo andare assolutamente in pubblicità. Da parte di quindi sviluppo è stata realizzata qui a Padova nel Veneto
con collaborazioni comunque a livello mondiale. Il futuro del trasporto merci è arrivato nella nostra regione con un'innovazione che promette di rivoluzionare il settore della logistica sanitaria. Save e H2C hanno presentato allo Space Meeting il primo drone a idrogeno made in Veneto, progettato per il trasporto di medicine e organi. Con la capacità di percorrere fino a 100 km e trasportare 5 kg di carico, consumando solamente 340 grammi di idrogeno verde, il drone si pone come una soluzione ecologica per le esigenze di trasporto urgente nel settore medico. In futuro di rivoluzionare il trasporto di piccole merci. Inizialmente partiremo dal settore sanitario, ma a tendere sarà chiaramente il settore merci, perché comunque questo modello ha un contenitore 30x30x30, ma in futuro avremo certamente dei contenitori più grandi con droni più grandi che potranno quindi portare via traffico dalle strade per portare merci. Il traffico in questo modo verrà completamente rivoluzionato. Sì, ci sarà una rivoluzione del traffico per quanto riguarda le merci e ci sarà una rivoluzione della sanità perché l'ospedale andrà verso il paziente. Lo Space Meetings Veneto, alla sua seconda edizione, riunisce a Venezia fino al 22 maggio i principali operatori globali dell'economia dello spazio. Proprio tramite questo tipo di eventi diamo la possibilità alle nostre aziende di entrare in contatto con i cosiddetti prime contractors, che sono gli attori principali nel mondo dell'aerospazio, e grazie appunto a queste relazioni abbiamo la possibilità di garantire degli incontri che poi molto spesso si trasformano in opportunità concrete. Allora, prima di commentare questo importante servizio, avete sentito la tecnologia che Passi da Gigante sta facendo e ha fatto. Sentiamo Giusy, mancava Venezia, Padova, Vicenza, non poteva mancare Treviso. Vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, l'altro giorno vado in farmacia e la dottoressa mi propone un elenco della Croce Rossa per prendere dei prodotti per le donne dell'Ucraina. Allora dopo di assorbenti, di tutte queste cose qua, dentifrici, era scritto crema per il corpo, crema per lo strucco di quando ti trucchi. Ho detto, ma dottoressa, non so se vale la pena a dare i soldi per queste due cose qui, perché sarebbero soldi buttati. Io capisco che anche loro adoperano la crema per il corpo e per lo strucco, però non devono neanche essere scritte queste cose qua. Non so se sbaglio, Mirella, per me non vale niente questa cosa qua. Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche la riflessione di Giusy sul donare, che è molto importante. Voi sapete quanto io ci tengo a queste cose perché sono fondamentali. Il donare è diventato fondamentale. Prima appunto il dottor Patelli accennava a Farmacia per i Bambini, che ci sarà anche quest'anno a novembre, ecco, dove io sarò supportata perché appunto con la Fondazione Rava faremo questa raccolta e tutti i farmaci e i prodotti che verranno regalati nelle farmacie verranno portati al mio banco solidale, perciò ringrazio tantissimo e devo dire la verità che anche l'anno scorso, quando ho aperto questi scatoloni, ho visto il buon senso delle persone. Ecco, ho trovato tanti omogenizzati, tanti farmaci da banco, ad esempio la tachipirina, tutte cose molto molto utili. Non ho trovato delle cose superflue assolutamente. È vero che si parla di bambini, ma anche là c'è una marea di prodotti e la gente ha capito l'importanza del dono che si fa. Cosa dice dottor Patelli anche in merito a questo drone, alla tecnologia, anche per voi fondamentale, la telemedicina? Andiamo sempre più avanti, però dobbiamo pensare che abbiamo anche una popolazione diversamente giovane che non è molto pratica con questi nuovi strumenti della tecnologia, fanno fatica, ma perché nessuno gliel'ha insegnato prima, perché la prevenzione va fatta prima e non dopo. Prego dottor Patelli. Mirella, la tecnologia aiuta e aiuterà sempre di più, soprattutto il comparto medico. Guardi, alcune statistiche dicono che comunque gli anziani sono diventati molto più bravi di quello che si pensi, avendo del tempo a casa con l'utilizzo di questi nuovi dispositivi smartphone che sono effettivamente molto di facile utilizzo. Se ben indirizzati e impostati, vedo che gli anziani hanno recuperato un gap negli ultimi tempi.
Però sono d'accordo con lei che la tecnologia non è per tutti. Mi capita di trovare anche dei giovani che non sono avvezzi o che non amano la tecnologia, quindi il compito dello Stato sarà utilizzare bene queste tecnologie, non però indirizzando solo verso queste tecnologie la sua proposta di cura. Dovremo dare la possibilità a chiunque di utilizzare gli ambulatori, come è sempre stato fatto, per chi non fosse altrettanto in gamba tecnologicamente. Però la tecnologia aiuterà e questi droni sono fondamentali e potranno sgravare sicuramente le strade e potranno essere molto efficaci anche da un punto di vista ecologico nel raggiungere rapidamente una destinazione. Si parlava di 100 km, ascoltavo il servizio, per cui sicuramente anche il trasporto tra ospedali contigui e il trasporto di organi che adesso avviene tramite elicotteri, aerei o auto della polizia, questo potrà essere sicuramente un domani un asset. Per quel che riguarda le medicine, sono sicuro che anche nel caso nostro un domani la consegna domiciliare non avverrà più con il fattorino o con la bicicletta, ma probabilmente arriverà tramite i droni, soprattutto quando le distanze lo richiederanno. Per quel che riguarda le donazioni, cosa vuole Mirella? È vero, capisco anche un po' lo scetticismo della signora che ha chiamato, però io mi metto sempre, cerco di mettermi sempre nei panni di queste donne ucraine che fondamentalmente sono comunque delle persone, vivono una situazione di difficoltà e di indigenza causata dalla guerra, dove manca tutto, mancano soprattutto i farmaci. In quella lista c'erano tanti farmaci, però una donna rimane donna, per cui penso che se la sensibilità del donatore fa propendere per una donazione di quel tipo, io penso che una donna abbia necessità anche di sentirsi una donna e di non essere soltanto un essere umano in mezzo a una guerra. Io penso che anche una donna ucraina abbia bisogno ogni tanto di sentirsi bella e di vedersi, perché questo fa parte del percorso di cura interiore e non psicologico, non soltanto della cura di una malattia. Però poi ovviamente le liste sono fatte per essere usate da chi è il donatore, ben vengano le donazioni, quindi come ha detto lei generalmente chi viene a donare in farmacia nelle occasioni delle raccolte dei farmaci è sempre molto attento, lo fa con piacere, con il cuore aperto, però cerca sempre di ragionare e di dare il proprio indirizzo. Io voglio donare un qualcosa che sia utile per la febbre, io voglio donare dei cerotti, io voglio donare un latte artificiale per un bambino, perché allora si parlava di bambini, anche un ciuccio è importante e vale quanto una medicina. Un bambino che non dorme senza ciuccio non potrà far passare una notte piacevole né a se stesso né alla mamma che lo coccola, un bambino che è indigente. Quindi dobbiamo sempre cercare di andare un po' al di là, non si parla di velleità o di scelte dettate soltanto dal consumismo, ma a volte dobbiamo anche metterci nei panni di chi è dall'altra parte ed è in una situazione di difficoltà, dove non trovano niente. Allora, un'altra cosa importante, visto che Giusy ha nominato le creme, ecco le creme solari. Adesso si va al mare, anche magari una sola giornata, si va in montagna, si va al lago, si fa una passeggiata e se hai una pelle delicata è fondamentale la protezione. Ecco, dico questo perché sto cercando di fare prevenzione, perché poi quando entri in farmacia senti queste persone, aiuto, guardi cosa mi ho preso un po' di sole. Bisogna andare prima, bisogna prevenire. Ecco, l'importanza di stare attenti alle pelli delicate non solo quando ci si espone al sole. Prego, dottor Patelli, com'è la situazione? C'è questa cura e questa attenzione oppure c'è ancora tanta superficialità? Arrivano dopo invece di venire prima in farmacia, perché poi arrivano là. Allora, il classico del lunedì mattina è la persona che viene che si è scottata. Però devo dire la verità, negli ultimi anni, anche grazie a una tecnologia che ha reso le creme molto più piacevoli all'applicazione e anche e soprattutto ad una maggior sensibilizzazione da parte di tutti i soggetti preposti, quindi la Mirella Tuzzato del caso, i farmacisti, i medici, i media, avviene che la gente abbia capito l'importanza di una protezione sicura
e oltretutto queste nuove creme con le nuove tecnologie favoriscono un'ottima protezione ma allo stesso tempo una buona abbronzatura. Una volta quello che si vedeva era che chi si metteva una crema con alta protezione andava via col viso bianco, sembrava che si fosse spalmato del burro. Ora la tecnologia ha creato la possibilità di avere alte protezioni che lasciano filtrare i raggi che abbronzano e che bloccano i raggi nocivi, e questo permette un'abbronzatura in tutta sicurezza e quindi di conseguenza una prevenzione delle scottature solari, che comunque sono fastidiose e soprattutto sensibilizzano la pelle dell'organismo per tutta l'estate. Quando uno si scotta una volta, in quella zona dove si è scottato sarà sensibile per tutta l'estate e non riuscirà più generalmente ad abbronzarsi bene. Quindi ben venga una sensibilizzazione all'utilizzo di creme con alta protezione. Un'altra cosa interessante: negli ultimi anni si sono ridotte moltissimo le vendite delle creme a bassa protezione e quasi tutti gli utenti vanno sulle medie e medio-alte protezioni. Attenzione soprattutto a chi va in giornata, perché è molto più facile scottarsi quando uno va un giorno o due piuttosto che chi fa la settimana o le 2 settimane, perché chiaramente quando uno ha un tempo più dilatato per potersi abbronzare la prende con calma e quindi è anche disposto ad attendere qualche giorno e a proteggersi. Chi invece va in giornata e vuole ottenere il massimo da una giornata di sole al mare, in montagna o in bicicletta, dice vabbè, ma anche cosa vuoi che sia un giorno di sole? E questi sono i casi ovviamente dove uno si scotta più facilmente. Quindi Mirella ha ragione, bisogna sensibilizzare, anche perché non è soltanto la scottatura ma i danni a lungo termine che le scottature solari possono comportare alla pelle, e quindi possono essere anche dei fattori scatenanti di patologie molto gravi, come anche i tumori cutanei, i melanomi e altre forme di tumore. Allora, visto che ormai l'ora è finita col dottor Patelli, vorrei chiudere con l'importanza che avevamo sentito prima da parte di Stefania di Vicenza dell'orario continuato. Ecco, questo è fondamentale. Cosa ne pensa? Molte farmacie si stanno veramente allargando come orario perché hanno capito forse l'importanza di dare questo servizio 24 ore su 24. Prego, dottor Patelli. Beh, guardi, allora sicuramente chi fa una scelta di orario continuato ragiona nell'ottica di dare un servizio sempre più ampio alla propria clientela, e di solito sono le farmacie nelle zone turistiche o nelle zone di ampio transito. Però teniamo sempre presente che una delle forze principali, se non la principale storicamente, delle farmacie è quella di garantire sempre una copertura oraria con i turni diurni e notturni in tutti i capoluoghi e le frazioni, per cui se si ha bisogno di una farmacia e la farmacia di fiducia non è aperta dall'1 alle 3:30, si può sempre andare a consultare l'orario delle farmacie di turno che si trova in bacheca, e generalmente a una breve distanza ci troverà comunque una farmacia aperta sempre di giorno, di notte e durante i giorni festivi, domeniche e feste comandate. Questa è la forza della farmacia, un presidio sempre aperto con un professionista, quindi non con un dipendente qualsiasi, con un professionista laureato che è in grado di dare un consiglio mirato, professionalmente elevato e attento alle necessità della persona. Quindi ben vengano le farmacie aperte con orario continuato, ma grazie a tutte le farmacie che fanno con i turni diurni e notturni che facciamo regolarmente con cadenza determinata dalle ASL, un grandissimo lavoro a supporto della popolazione. Un'altra cosa importante che hanno capito i farmacisti, non a caso il dottor Patelli è consigliere nazionale di Farmacie Unite, fare rete, fare squadra. Prego, dottor Patelli. Guardi, non aggiungo altro, l'ha già detto lei, le farmacie sono una rete sempre più fondamentale. Capita spessissimo che noi tra colleghi vicini ci si senta estemporaneamente qualora ci sia un paziente che da me non trova un farmaco, allora si chiami il vicino per evitare che il paziente faccia strade inutili, a quel punto gli si blocchi il farmaco, oppure ci si trovi regolarmente delle riunioni per condividere attività sociali, per esempio, o attività da proporre alla popolazione o attività di screening, per cui la rete delle farmacie le sta rendendo particolarmente forti, non solo agli occhi della popolazione che, devo dire la verità, da sempre ci stima come professionisti, ma anche agli occhi dello Stato, che fino a qualche
qualche anno fa ci considerava, diciamo, dei privati che facevano un'attività sicuramente utile ma non così importante, adesso ci reputano fondamentali, tanto più che le nuove linee guida a livello nazionale e regionale danno sempre più servizi alle farmacie che vogliono farlo ovviamente, e così facendo ci coinvolgono anche in attività di screening estremamente importanti. Una attività di screening che prima non ho menzionato che è estremamente utile è lo screening per i tumori del colon retto, per cui le farmacie del territorio prelevano dal paziente i campioni con la raccolta fatta delle feci a domicilio, le consegnano alle ASL e attraverso questo tipo di sistema la ricerca del sangue occulto permette di prevenire una gran parte dei tumori primordiali a livello intestinale. Questo è un servizio che noi facciamo ormai gratuitamente per la popolazione e di enorme utilità. Auspichiamo che le persone, i pazienti che ricevono un invito a casa si rechino nelle farmacie a farsi dare il campione per il prelievo e lo riportino in farmacia, perché i dati di adesione sono ancora alti in Veneto e nella provincia di Treviso, però potrebbero essere di molto migliorati, e questo a tutto beneficio della popolazione e della salute pubblica. Allora adesso faccio una battuta, dottor Patelli, lei mi conosce. Ecco, ma andate a scuola di grafia, perché delle volte i medici fanno delle ricette che poi quando vengono restituite anche da voi, cioè noi facciamo fatica a leggerle a casa. Ma è possibile che scrivere un po' più semplice e più leggibile? Perché delle volte sono interpretabili certe ricette. È vero o non è vero, dottor Patelli? È verissimo, tanto è vero che noi tra gli esami universitari abbiamo un famoso esame che è di geroglifico. Scherzi a parte, sì, ci capita di vedere le grafie più estreme e un po' con l'occhio dell'abitudine ci abituiamo a leggere e a decifrare le scritture dei medici. Devo dire che negli ultimi anni la situazione è migliorata, perché si fa sempre più ricorso alla ricetta elettronica, e quindi la ricetta griffata di pugno non è più così comune. Però devo dire la verità che appena più di 20 anni fa ho cominciato a lavorare, uno dei primi scogli che mi ricordo che al banco mi metteva un attimino in soggezione era ricevere queste ricette dove dovevo cercare di interpretare al meglio, e anzi al meglio, correttamente la prescrizione. Allora in quel caso lì spesso mi consultavo con i colleghi più esperti di me per essere sicuro di poter dare il farmaco giusto. Penso con il dottor Patelli di aver detto tutto questa mattina, di aver fatto una giusta e corretta informazione, di aver fatto anche prevenzione, sensibilizzando, perciò ringrazio tantissimo il dottor Livio Patelli, farmacista titolare e consigliere nazionale di Farmacie Unite, di essere stato con noi. Grazie dottor Patelli e buon lavoro. Grazie Mirella dell'invito e grazie a tutti i suoi graditi ospiti e a chi è intervenuto da casa. Buona giornata. Grazie anche a lei. Pubblicità. Sono già passati 4 mesi dalle prime notizie riguardanti la presenza di PFAS in quartiere San Michele a Bassano del Grappa. Un tempo lunghissimo senza poter sapere se le acque collinari siano pulite o no. Tutti restano in attesa dei risultati definitivi delle analisi dell'ARPAV. Ad oggi innanzitutto possiamo dire con certezza che ci sono dei dati ETRA già presenti, ma a distanza di 4 mesi mancano ancora i dati ufficiali ARPAV, sicché purtroppo siamo ancora, essendo ancora in attesa di questi dati, siamo momentaneamente fermi. Il timore è che queste sostanze inquinanti e pericolosissime per la salute, come ha dimostrato il caso Miteni a Trissino, possano essere presenti anche nella zona del Brenta. La popolazione ovviamente del quartiere la vive con preoccupazione, con angoscia. Già anche la settimana scorsa è venuta una persona a casa mia a chiedere lumi. Io purtroppo e il Consiglio di quartiere purtroppo non può altro che, diremo, da un lato rassicurare le persone, gli abitanti di San Michele, perché posso dire con certezza che le acque acquedottistiche non sono assolutamente coinvolte. Quello che non possiamo dire ancora con certezza è che non ci sia inquinamento da FAS.
L'inquinamento, per quanto limitato, sembra ormai un dato acquisito, ma non se ne conoscono le proporzioni. E le situazioni critiche sono due: il percolato della discarica Pascolara, che viene raccolto e inviato a trattamento, e un punto di monitoraggio collinare 300 metri più a valle. Io ho partecipato più volte a questi campionamenti insieme ad ARPAV e ad ETRA, e sembrerebbe appunto che il chimismo trovato nella discarica, nei valori della discarica Pascolara, non c'entri con il chimismo trovato nei valori di questo punto sorgente che, ricordo, a 300 metri a sud e si trova esattamente in via Morelli. Solo le complesse analisi di laboratorio potranno sciogliere i dubbi sulla salubrità di tutta l'acqua presente a San Michele. Saperne qualcosa 4 mesi dopo sarebbe già un risultato. Oggi con gli uffici comunali siamo stati in ARPAV proprio per vedere questi dati, queste analisi che sono arrivate. Nei prossimi giorni ARPAV ci darà le proprie elaborazioni e avremo modo di condividerlo. Approda negli uffici dell'Agenzia regionale per l'ambiente la faccenda delle sostanze perfluoroalchiliche riscontrate nelle acque superficiali di San Michele. Comune e ARPAV stanno lavorando sui dati e ci vorrà qualche giorno per avere un quadro preciso della situazione. È chiaro che la situazione è monitorata e non si può certo parlare di emergenza, perché sarebbe sbagliato, sarebbe procurato allarme. In realtà però la situazione è monitorata, c'è un punto specifico dove dell'acqua di ruscellamento presenta appunto dei dati anomali. Sembra che la Pascolare invece sia abbastanza in ordine. Credo che prima di lanciare inutili allarmi sia il caso proprio di approfondire con gli organi preposti che sono ARPAV e ULS, vedere fare l'analisi dei dati e poi condividere le strategie con la cittadinanza. L'assessore ringrazia le minoranze per l'impegno in questa vicenda e annuncia una gestione, per così dire, ecumenica della situazione legata ai FAS, da condividere con il quartiere e la città. Con il Consiglio di quartiere ovviamente ci sentiamo nelle prossime settimane, una volta acquisiti i dati vedremo anche le strategie da adottare e come muoversi assieme appunto anche al comitato di quartiere. A questo punto è però comprensibile anche l'atteggiamento dei cittadini e dei residenti di San Michele, che vogliono informazioni chiare, precise e soprattutto immediate sullo stato dell'inquinamento nel loro quartiere. E credo che sia una tematica che giustamente desti preoccupazione. È anche vero, se ci fosse un'emergenza sanitaria, prontamente anche il sindaco predisporrebbe le ordinanze del caso, il divieto di utilizzo dell'acqua, ma non stiamo parlando di questa situazione. Insomma, ci rivediamo in Consiglio Comunale. E noi ci rivediamo spesso a parlare di questi PFAS perché vogliamo capire veramente a che punto siamo, e abbiamo aperto questa seconda parte proprio qui PFAS perché vi presento subito gli ospiti. Parleremo anche dei PFAS, che sono Giancarlo Gazzola, vicepresidente Movimento Mountain Wilderness, grazie di essere qui, e Marina Menardi, collegata da Cortina, presidente Comitato Civico Cortina. Allora Gazzola, perché i PFAS? Abbiamo aperto questa seconda parte perché a lei è venuto un dubbio, ha qualche problema e vuole capire cosa, perché parliamo appunto con Gazzola sempre di Cortina, di Olimpiadi, di pista da bob, perché c'è un problema secondo Gazzola. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, saluto anche Marina Menardi da Cortina. Il mio dubbio è che, siccome sono stato pochi giorni fa proprio nella zona di Montecchio Maggiore, dove c'è vicino la famosa Vediamo Miteni. anche le immagini, dico alla regia che così tanto che parla Gazzola vediamo che le immagini di Cortina, prego. E la zona dove è stata tutta contaminata dai famosi FAS dell'azienda Miteni, la multinazionale, e sappiamo bene che tutta quella zona è zona rossa ormai, e ci sono 800.000 persone sotto osservazione medica a causa di questi veleni che sono stati buttati sulle falde acquifere. E pensate che sotto quella zona lì tra Arzignano, Chiampo, Montecchio Maggiore, sopra non si vede nulla, ma sotto c'è una grandissima falda acquifera enorme, vorrei dire quasi come il lago di Garda, ma sopra non si vede nulla. E tutto sotto è inquinato, quindi tutte le falde acquifere sono avvelenate, quella è zona rossa. Io mi meraviglio che sopra quei terreni riescono ancora a fare le coltivazioni di frumento, di grano turco e quant'altro. È possibile che la Regione Veneto non possa dire calma, non coltiviamo niente qui sopra, perché io sono molto dubbioso su queste cose. E il mio dubbio mi è venuto, siccome noi come ambientalisti ci occupiamo anche delle Olimpiadi, in quanto stiamo tenendo sotto controllo tutto quello che sta
stanno facendo, tutti i disastri che ci sono, e anche con la pista da bob che stanno costruendo e che probabilmente verrà ultimata. Io non lo so che cementi, nessuno ci sta informando, per esempio per queste gettate che stanno facendo qui vediamo, che cemento usano e se all'interno di questi cementi ci sono i FAS, perché questo cemento potrebbe infiltrare queste particelle di FAS, filtrare e andare a inquinare tutte le falde acquifere che ci sono di Cortina, ma nessuno ce lo sta dicendo che cosa c'è in questo cemento che stanno usando. Io vorrei che qualcuno andasse lì a fare delle analisi. Sentiamo anche come commenta, e ringrazio Marina Menardi, Presidente Comitato Civico Cortina, di quello che ha detto Giancarlo Gazzola e di quello che vuole dire lei. Prego Menardi. Sì, buongiorno a tutti, saluto Mirella e anche Giancarlo. Sì, la questione dei cementi della pista è un punto interrogativo, perché è chiaro che per fare la pista così in fretta, come vorrebbero fare, bisogna capire se c'è bisogno di additivi per tirare il cemento, perché i tempi sono veramente stretti e vedendo le foto, ne abbiamo pubblicate anche noi sul nostro sito recenti, e non sembra che siano poi così avanti come dicano, perché devono ancora cominciare a fare una curva, cioè siamo ancora al getto di cemento e alle armature delle fondamenta, stanno cominciando a fare la prima curva, e quindi con i tempi così stretti, con l'estate che siamo già quasi a fine luglio, non ci sono ancora tanti mesi estivi, poi si arriva a settembre, le temperature sappiamo che possono cambiare, piove tanto, rimane un mistero. Quindi quello che dice, ecco, vediamo questa immagine qui, vediamo come hanno anche qui buttato il cemento ai lati per impermeabilizzare l'area, quindi quella zona che abbiamo visto prima dell'ex piazzale del Bobbar adesso è tutta rivestita di cemento. E cosa succederà dopo? Non so se si possono richiedere delle analisi, ma dubito che saranno concesse. Allora, Presidente Menardi, quello che però traspare è che forse si è superato il limite. Qual è il limite? Il limite è la trasparenza su quello che io dovrei sapere, dovrei conoscere, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di soldi pubblici, e soldi pubblici sono soldi che tutti quanti noi sborsiamo. Perché non c'è la trasparenza che dovrebbe esserci? Oppure chi fa cosa? Chi deve controllare? Chi è che deve informare l'opinione pubblica su quello che si sta facendo, su queste grandi opere che costano un sacco di soldi e noi non sappiamo più niente? Io ho avuto degli europarlamentari ospiti in questo periodo e quello che ho chiesto a loro è la trasparenza. Non è possibile che noi non sappiamo mai niente su quello che viene deciso dalle commissioni, dove anche i nostri parlamentari italiani e anche veneti firmano. Ma questo vale per tutto. Quando c'è una grande opera e soprattutto molti soldi, ci dovrebbe essere trasparenza. Io devo sapere, tu devi dirmi perché si fa, come si fa, quanti soldi costa, perché da 1 milione si è passati a 50 milioni. Non si sa mai niente. Voi sapete bene, c'è un'informazione adeguata, perché mi sembra, adesso c'è stata anche la ministra Santanchè, mi sembra a Cortina, che tutto sia visualizzato più sulla ministra che quello che veramente è l'obiettivo anche della ministra. Uno degli obiettivi era addirittura l'aeroporto, mi sembra, perché non si riesce a capire perché si deve fare un aeroporto per arrivare a Cortina, perché 2 ore di macchina forse per i ministri sono troppe. Ecco, Menardi cosa dice, ecco, di questi mordi e fuggi di certi ministri? Non si riesce a capire invece l'informazione che dovrebbero dare, perché sono loro anche che firmano determinate autorizzazioni e sborsano i soldi nostri, non sono i loro soldi. Se fossero i loro andrebbe anche bene, ma sono i nostri soldi. Prego Menardi.
Sì, Mirella, hai centrato il punto focale, quello della trasparenza, che purtroppo non c'è, cioè c'è fino a un certo punto. E siccome queste opere così grosse sono state date in mano a un commissario, alla gestione commissariale, la trasparenza è ancora meno dovuta in un certo senso, perché il commissario agisce in una situazione di emergenza su un mandato del governo e quindi per accelerare le pratiche chiaramente salta alcuni passaggi e questo gli dà il potere di fare le cose in fretta, saltando le VAS, le VIA e tutte le vari controlli che ci potrebbero essere da parte di altri enti. E in questo caso quello che noi abbiamo sempre cercato di spingere era che fossero gli enti locali, in questo caso il comune, a mostrare il progetto, a far capire com'è, a contattare i tecnici, però questa cosa finora non è mai avvenuta, nemmeno ora che il progetto è già stato approvato, non c'è stato un incontro. Quindi a me viene da pensare che tutto sommato, se non c'è la volontà e anche diciamo la passione, il piacere di mostrare questi progetti, perché se veramente questo della pista da bob è un bel progetto, allora io che sono un amministratore pubblico avrei veramente gran voglia di fare un incontro pubblico e farlo vedere ai cittadini e convincerli che questa è una cosa bella, fatta bene, guardate che bello, eccetera, ma non lo fanno. Allora forse non è poi una cosa così bella, mi viene da pensare, un po' anche rispetto a tutti gli altri progetti, mi viene da pensare questo, perché non capisco perché non ci sia questa informazione, questo coinvolgimento dei cittadini. E questa mancanza di trasparenza porta poi anche a una certa, diciamo, contrasto all'interno della comunità, che è quello che si è creato tra i pro e i contro e chi invece non dice niente. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che riguarda proprio la ministra Santanchè, poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Cresce il tasso di occupazione, ma negli ultimi 3 anni, dal 2021 al 2023, la crisi energetica ha aggravato per 78 milioni sull'economia provinciale, la carenza di manodopera per 71 milioni e il caro tassi per 30 milioni. Confartigianato Belluno e Camera di Commercio a Cortina hanno fatto il punto sul futuro dell'economia montana, stretta fra i costi della mobilità e l'incidenza del clima. Sullo sfondo le Olimpiadi 2026. L'Olimpiade è un momento, ma tutto quello che c'è prima è fondamentale per costruire il dopo e quindi abbiamo veramente la responsabilità importantissima, dobbiamo impegnarci per costruire adesso tutta una serie di situazioni e di opportunità che saranno poi preziosi per il dopo Olimpiadi. Quando le aziende dovranno essere già attrezzate per affrontare le sfide del futuro. Oggi gli artigiani con i loro prodotti che hanno un'identità, che esprimono una cultura, una bellezza, io credo che possono aiutare tanto a mettere nelle condizioni di essere tante zone sempre più protagoniste in quella che è l'eccellenza, la qualità ricettiva, ma non solo, anche dei propri prodotti e fare riscoprire quello che è il vero Made in Italy. Sostenibilità, un'opportunità per le imprese, ma anche una sfida da cogliere sempre di più anche in vista delle Olimpiadi. Le Olimpiadi per questo territorio segnano veramente una grandissima opportunità, un'opportunità che deve cogliere il pubblico, mettendo in campo e mettendo nelle condizioni soprattutto i privati di poter dare fuoco alle polveri di tutte quelle energie sopite per tanto tempo e che possono trovare veramente attuazione per rendere questo territorio non solo appetibile per le Olimpiadi, ma anche poi per lasciarlo appetibile per gli anni a venire, quindi sostenibilità anche sotto questo aspetto, non solo su quello ambientale ed economico. Per noi è una sfida straordinaria che vogliamo affrontare, che abbiamo voglia di affrontare e che vogliamo soprattutto vincere. La rete paga perché l'unione fa la forza e allora se le istituzioni lavorano assieme al mondo della rappresentanza, quindi in questo caso le associazioni di categoria, riusciamo a calare nel territorio progetti e questi progetti realizzarli. All'evento a Cortina con il presidente nazionale di
Confartigianato Marco Granelli. L'ospite d'eccezione è stata la ministra al turismo Daniela Santanchè. Futuro e sostenibilità, le parole d'ordine della squadra di governo. Avremo veramente un turismo in crescita se sapremo raccogliere la sfida che è anche quella di aumentare la qualità dei nostri servizi, delle nostre strutture ricettive, dei nostri trasporti, e mi sembra che la squadra qui si sta costruendo. Noi come Ministero stiamo lavorando anche con un bando e come dei fondi, perché un conto è usare la parola sostenibilità, ma non deve essere una cifra, deve essere un'azione. Allora, Gazzola. Io sono senza parole dopo queste parole della ministra Santanchè, c'è poco da aggiungere. È una disperazione questi politici, perché pensano solo agli interessi di poche persone, non sicuramente ai cittadini. Queste Olimpiadi io non so quanto benessere, quanta ricchezza potrà portare veramente alla città di Cortina, ma porterà interesse a chi prende gli appalti, chi farà queste opere. E la trasparenza non c'è, come ha detto la Marina, non esiste. Abbiamo cercato anche di coinvolgere l'associazione Libera di Don Ciotti. Ci stiamo lavorando assieme a 20 associazioni nazionali, ma fino adesso ci continuano a dire sì, va bene, vi manderemo, sistemeremo i documenti, però fino adesso noi non abbiamo in mano nulla, se non i dati, quelli che conosciamo. Quindi è voluta questa cosa, è voluta però tenere nascosto Gazzola, i dati. è una cosa che mi sta molto a cuore dire. Voi sapete che io opero nel mondo del volontariato. Voi sapete che io ho un banco solidale come tante associazioni. Voi sapete, perché vi informo, che c'è una povertà che ci sta veramente disperando. Io sono molto preoccupata per i numeri che sto vedendo di famiglie per bene che con 2 stipendi non ce la fanno più neppure arrivare a fine mese, tanto è vero che vengono a prendere la borsa della spesa non solo da me, ma in tutte queste banche solidali e parrocchie che abbiamo. E poi c'è questo mondo a parte, che è il mondo del grande business, dei milionari, di queste persone che non sanno più dove impiegare i loro soldi, perché ne hanno tanti. Voi pensate che pranzano a 300-400 euro a testa, voi pensate che a Cortina costa 1.000 euro al giorno, voi pensate che queste Olimpiadi e i dopo Olimpiadi daranno visibilità a chi e a quanti, e poi c'è questa realtà che non vedranno mai Cortina, che non vedranno neppure, no Cortina, ma neppure la strada che porta a Cortina. Allora vi faccio vedere un'altra realtà adesso, e la faccio vedere anche al Presidente Menardi, perché Presidente la porto al mare adesso, la porto a vedere queste diversamente giovani, come li chiama lei, che per un giorno sono andati al mare. Andiamo a vedere. Però se posso dire che qua, insieme con voi e insieme con tutta la compagnia, mi sento rinato. Tornare per un giorno bambini, sentire la sabbia sotto i piedi e l'acqua sulla pelle, un'intera giornata trascorsa in spiaggia tra 2 passi sul bagnasciuga e un gelato sotto l'ombrellone. È l'opportunità che il centro servizi alla persona Domenico Sartor di Castelfranco ha offerto ai suoi ospiti in questo inizio estate. Tra giugno e luglio la casa di riposo castellana ha organizzato per i residenti diverse uscite a Jesolo che hanno permesso a una 60ina di anziani di trascorrere un'esperienza davvero fuori dall'ordinario, appoggiandosi ai confortevoli servizi del villaggio al mare Marzotto. Ho 93 anni, dovessi sentirmi da 93 anni non mi va. Allora, stando insieme con la gente allegra, che è espansiva, molto espansiva da parlare, ti dà la soddisfazione che i 93 non te ne ricordi più. Dopo il successo dello scorso anno, il centro ha replicato anche in questa stagione, coinvolgendo ogni volta circa 15 ospiti. Grazie all'impegno del personale della struttura, dei familiari, i nonnini sono riusciti anche a rinfrescarsi in acqua e a fare il bagno, usufruendo delle speciali attrezzature messe a disposizione del villaggio Marzotto anche per le persone non autosufficienti. Un vero e proprio regalo per tanti anziani che non rivedevano il mare da molti anni, alcuni da decenni. Abbiamo mangiato il gelato, ci siamo schizzati, abbiamo sentito l'acqua fresca.
mi sono divertito un sacco con 3-4 donne a fianco. E poi, per finire, un bel white party sul prato, tra canti e balli, un momento che nessuno dimenticherà facilmente. Pensavo di no perché sono vecchia, ma mi sono divertita, dai. È stata una giornata meravigliosa. Con loro farei mesi qua. Allora, abbiamo prima Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella e complimenti a questi che hanno fatto questa uscita di gente che era la prima volta magari che vedevano il mare. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ho fatto una riflessione, ma quando saranno le Olimpiadi? Sarà finita la pista da bob, se vanno avanti così, che non cominciano le Olimpiadi e la pista da bob è ancora da costruire. Pensate quanti soldi spendono inutilmente, e ho sempre detto che non sono soldi loro, sono soldi nostri e li gestiscono loro. Però li gestiscono male, dovrebbero approfondire prima. E poi sono sicuri che viene la neve, come in questi anni che neve non si è veduta, oppure è venuta alla fine dell'inverno, quando non serviva a niente. Ma queste riflessioni le fanno? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia della riflessione che hai fatto telefonando. Sentiamo come commenta Marina Menardi questo servizio che ho voluto mettere per far capire invece l'importanza di stare vicine al terzo settore, alle fragilità che sono a 360 gradi. Pensate, un giorno e per loro è come gli avessero dato il mondo. Hanno scoperto di ritornare a divertirsi, a sorridere, ad apprezzare, ad emozionarsi. E poi sentiamo invece dove mettono i soldi. Allora non c'è la possibilità di fare una settimana per questi diversamente giovani, un giorno a testa, naturalmente con orari diversi, sono anche bravissimi. Ecco, Marina Menardi, come leggi questi due servizi in contrapposizione? Prego. Questo ultimo servizio è veramente bellissimo vedere che questi operatori hanno regalato per un giorno un momento incredibile. Abbiamo sentito anche dalle testimonianze dei protagonisti che per loro è una cosa che non dimenticheranno. Probabilmente questa giornata li farà vivere di rendita, di felicità per parecchio tempo successivo. E se ci sarà la possibilità di farne un'altra, sarà un altro grandissimo regalo, perché sono persone che adesso hanno delle difficoltà motorie, sono diversamente giovani, come dicevamo, hanno bisogno di essere assistite. Una giornata del genere è un regalo meraviglioso. È chiaro che la ministra Santanchè queste cose non sa neanche che cosa siano, immagino, non credo che si preoccupi degli anziani che hanno bisogno di fare una giornata al mare, ma si preoccupa di avere l'aeroporto Cortina, così da Roma per venire su a Cortina nel locale che gestisce insieme a Briatore ci mette un'ora di aereo invece di andare in treno, in macchina, in mezzo al traffico. E questo è quanto, quindi vedere questi due servizi in contrapposizione fa ridere e piangere allo stesso tempo, perché se pensiamo che i soldi investiti in una pista, come diceva la signora che è intervenuta telefonicamente, che non sappiamo, Nadia, che non sappiamo se sarà pronta per le Olimpiadi, perché i punti di domanda sono sempre più grandi adesso. E veramente saranno soldi buttati, perché se non facciamo nemmeno le gare allora
allora è una presa in giro pazzesca, mentre ci sono questi problemi, questi soldi potrebbero anche un decimo, ma ancora meno, regalare una settimana e fare felici un certo tipo di persone, oltre a tutti gli altri servizi che si potrebbero fare. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia, ciao! Mirella, ciao, buongiorno a tutti, anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, mi è piaciuto tanto quel servizio degli anziani che si divertono, poveretti. Però Mirella, guarda, quello della ministra mi ha fatto venire uno schifo, Mirella, che sia ancora là che parla, che non ne hai un'idea. Perché Mirella? Non ho mai visto una cosa del genere in un governo così. Negli altri governi, se un ministro faceva quello che hanno fatto questi, ma l'avrebbero mandata via a calci. E invece ancora là, Mirella, non si dimette nessuno. Hai visto che razza di... anche il giornalista pestato a Venezia, cosa succede? E sono sempre innocenti fino al 3° grado di giudizio, perché magari verrà fra 20 anni il 3° grado. Ma stiamo scherzando, Mirella? Io Mirella, non so più cosa pensare. Perché vedere cose del genere? E anche là a Venezia la gente ha portato pazienza per il patriarca, se no gli avrebbe buttato via dietro veramente in qualcosa, quel personaggio là che è andato a aprire per la cosa del Redentore. Ma non si vergognano mica, Mirella. Io penso che è ora di vergognarsi e che non siano costretti dai cittadini che chiedono di andare via, ma di andare via loro. Se hanno un po' di dignità, perché io penso che ci sia tutto da quando abbiamo sentito che sono 2 anni che l'assessore gli dice stai attento. Ma cosa stai attento? Io ti prendo per i capelli e ti mando via con 2 calci, ti prendo tutte le deleghe. Ma dobbiamo sentire di più di quello che sentiamo, perché devono andare via quei personaggi. Mirella, guarda, io solo quello che fai tu, Mirella, credo, perché tu non dici parole ma fai i fatti. E ti faccio tanti auguri, Mirella, che per tutto quello che hai fatto, che farai. E non so, Mirella, io l'ammirazione ce l'ho per te, perché per i tuoi grandi ospiti che hai là, che dicono parole sante anche loro, ma adesso, Mirella, proprio non credo più a nessuno, perché mentiscono e cercano di nascondere tutto, ma non so. Ti saluto, Mirella, vi auguro a tutti una buona giornata e Vedete, ciao, Mirella, grazie cara buongiorno. Giulia, sai che io ti ringrazio sempre, non devi ringraziare la Mirella, io sto cercando di fare quello che riesco a fare con questi soldi del 5 per 1000 che voi mi donate. Siamo terzi anche quest'anno, dopo l'Advar e un altro istituto molto importante, noi siamo terzi in classifica, grazie a queste donazioni che mi fate. Ma vedete, il problema della trasparenza, voi sapete, è fondamentale. Io penso che, non so gli altri cosa fanno, però io dico quello che prendo, quello che faccio, quello che mi arriva, voi lo sapete perché lo dico sempre. Vi faccio vedere dove impiego i soldi, specialmente per le fragilità. Il 29 agosto, grazie a voi, porterò queste meraviglie anche qui diversamente giovani. L'anno scorso li ho portati per 2 anni a Venezia, ne ho portato via 250, tutte a spese nostre perché non ha pagato niente nessuno, con 2 motonavi, abbiamo visto i musei civici, siamo andati alla Fenice, si sono divertiti, siamo rientrati la sera alle 19, il 29 agosto li porterò alla Gipsoteca Canova, poi faremo una gita sulle colline del Prosecco, perché io sono dell'idea che dobbiamo pensare anche a queste fragilità. Non è possibile regalare un giorno all'anno, perché sono tanti, perché ci sono dei costi anche importanti, hanno bisogno di essere supportati, perché non c'è la possibilità di farlo, no, c'è questa possibilità.
Esatto. Lo avete visto? Ce ne sarebbero di possibilità. Il problema, come dice giustamente Marina Menardi, non gli interessano perché loro pagano fior di quattrini che sono i nostri, visto gli stipendi che hanno, cosa riescono a prendere in politica partono con le pezze e diventano tutti ricchi, non si sa perché, ecco, forse dovremmo dare anche a noi altri, a questo punto no, a questo punto dobbiamo fare qualcosa, perché non è possibile continuare a vedere, diventano sempre più ricchi, non gli bastano mai, vogliono sempre di più, però sono soldi nostri che devono essere impiegati bene, Marina. Noi dobbiamo vigilare e quando le cose non vanno dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché qualcosa si sta muovendo grazie a queste testimonianze, qualcosa si sta muovendo perché loro ci hanno giocato per anni sul nostro Mino Vo combatta, tanto il Bronto è un poco, scusa se parlo del Veneto ma bisogna perché che vuol, tanto il Bronto è un poco, dopo c'è calma e non va da nessuna parte. Ci hanno tolto perfino le preferenze, perfino le preferenze ci hanno tolto, capite che dobbiamo svegliarci, questa si chiama sveglia Veneti, Gazzola, dicono anche, gli ambientalisti sono sempre contrari, dicono sempre di no. Perché diamo fastidio, no? Esatto, perché diamo fastidio a loro. Date fastidio, prego. Perché andiamo a toccare sul vivo le loro problematiche e le cose che ci vogliono fregare, tra virgolette, no? Io questo bel video che ho visto del mare glielo regalerei alla Santanchè, a Salvini e anche a Zaia, perché capisco, è bellissime le vostre iniziative delle associazioni che come le nostre, come le tue, che lavorano e creano questi bellissimi servizi, però devono capire che dovrebbero essere loro a fare queste cose, non le associazioni. Le associazioni certo supportano, aiutano, ma questi soldi dovrebbero essere loro ad organizzare queste cose. E quindi è qua che non funziona la faccenda, no? Allora andiamo da Marina Menardi e commentiamo, intanto raccogliamo che è caduto, prego, se no non si sente niente. Prego Marina, ecco, come si può veramente cercare di far capire che noi esistiamo, che ci stiamo, che stiamo anche cercando di supportarli, perché guardate che quando ci sono delle emergenze i primi che partono sono i volontari, è il mondo del volontariato che parte immediatamente, non è che parte il politico, parte il mondo del volontariato a costo zero quasi sempre. Prego Menardi. Ah certo, se non ci fosse il volontariato si fermerebbe veramente tantissimo. Anche qui a Cortina abbiamo tante associazioni e c'è anche tanta solidarietà, perché appena succede qualcosa, se qualcuno ha un problema, il mondo del volontariato si spalanca e si dà da fare e sostiene anche varie manifestazioni. Noi dobbiamo farci sentire, proprio perché come anche organizzazioni civiche come la nostra associazione abbiamo diciamo un certo potere se ce lo prendiamo, nel senso che abbiamo il dovere di farci sentire, come abbiamo fatto durante queste Olimpiadi, grazie poi alla collaborazione che si è creata con i vari gruppi di ambientalisti e gruppi anche che venivano dalla Lombardia. Abbiamo fatto quella manifestazione del 24 settembre dello scorso anno che rimarrà storica, perché portare 1000 persone a Cortina a protestare contro gli sprechi, perché ma vede Marina, il messaggio che era arrivato, e per fortuna che c'è anche la mia trasmissione che vi ha invitato e vi ha fatto vedere, è che non c'era nessuno, che eravate in pochissimi rispetto a un'opera dove dovevano essere coinvolti tutti i cortinesi, invece c'erano persone che non abitavano neppure a Cortina. Capite che messaggio sono riusciti a far passare? Invece io vi ho invitato per far spiegare invece che non è proprio così. E soprattutto che questa grande opera serve, e questo è il messaggio, perché porterà turismo, 20 persone gireranno in Bobo, 20 forse, neppure quelle, ed è fondamentale. E noi lasciamo l'anziano nell'RSA perché non ci sono i soldi, oppure deve pagare la famiglia per trovare un posto che non c'è, invece di fare RSA che abbiamo liste d'attesa, si fanno queste cose. Prego Gazzola, che era partito anche, era scoppiato perfino questo, fino le batterie si certo, è partito perché qua era una cosa impossibile.
No, veramente stiamo buttando via denaro pubblico per cose che non servono, invece potremmo far sfruttare questo denaro, ma sfruttarlo in maniera molto intelligente, aiutare le persone che hanno bisogno. Questa cosa delle Olimpiadi, a chi servirà? Questa pista di bob, anche se sarà finita. Per un futuro turismo. Ma quale futuro turismo? Io vorrei vedere il PIL che salterà fuori su sta roba qua. Il PIL sarà che lasceranno al comune di Cortina un debito per mantenerla attiva, se funzionerà questa pista, ogni anno di 1.400.000 euro all'anno che dovranno pagare i cittadini. Voglio vedere io dopo questa pista cosa faranno. Anche le province si sono defilate. Certo, perché voglio vedere io alla fine come chi pagherà. Noi non vogliamo saperne niente. Andrà a finire probabilmente come è successo in tutte le altre Olimpiadi, che le piste di bob e altre strutture sono state abbandonate subito dopo, perché non reggono, non c'è... Non può reggere questa spesa una cosa del genere. Una struttura come la pista da bob, poi che ci sono pochi attivisti che funzionano, pochi sportivi che vanno con questa attività, che avevamo le piste già funzionanti a disposizione vicino a casa, anche perché Innsbruck o St. Moritz sono a un tiro di sasso, diciamo, no? E potevamo usare quelle. Commenta? Sì, scusami. Sì, ma sì, stiamo dicendo un po' sempre. Ci stiamo sempre girando. Continuare a dirlo, perché sennò cale un silenzio, guardate che preoccupante è. È quello che vogliono, non parlarne più. Ma non dicevo prima che noi dobbiamo continuare a fare pressione. Adesso è vero, la pista da bob è iniziata, quindi diciamo. Quello che noi speravamo di portare a casa, cioè che non si facesse, quello purtroppo è svanito e vabbè. Però bisogna continuare comunque a fare pressione. Intanto quello che abbiamo fatto è una cosa che rimane e che ha lasciato il segno. E fare pressione, controllare, continuare a pubblicare le foto, a chiedere i cementi, non lasciare proprio che tutto... Però gli industriali di Belluno sono favorevoli, lei sorride perché l'abbiamo sentita anche la Presidente Berton, ha detto smettetela, l'ha detto a voi Gazzola, smettetela di dire di no alla pista da bob, a queste Olimpiadi, è un fiore all'occhiello, porterà benessere, soldi e volontà. Non è che portano soldi su poche tasche a scapito di molti che rimarranno senza? Cosa dice Menardi? Sì, infatti la Presidente Berton però quando il sindaco ha fatto l'appello anche agli industriali di partecipare ai costi futuri della pista, mi sembra che non l'ho sentita dire ok, partecipiamo, diamo anche noi. Il sindaco ancora che è ancora lì col cappello in mano, che sta cercando i soldi. Confindustria avrebbe dovuto essere in prima linea a dire noi parteciperemo. Però vedi Menardi, io ho avuto il sindaco ospite, oppure è stato sfortunato quella volta, non lo so. Lui aveva detto qui davanti alle telecamere, poi si è smentito, ma qui davanti alle telecamere ha detto non c'è nessun problema per la pista da bob, me la pago io. Allora io ho detto è arrivato Don Ciccio con la valigia e allora Don Ciccio distribuisce veramente perché era così sicuro che ci fossero i fondi per pagare questa pista da bob, dopo invece ha detto che non era vero e che c'erano dei costi importanti che deve sostenere la comunità. La comunità siamo noi, è là il problema grande e soprattutto non c'è questa trasparenza di informazione. Va bene la pista da bob, perfetto, spiegatecela dall'A alla Z e spiegate queste Olimpiadi cosa costeranno e cosa produrranno, perché è questo che vogliamo, la trasparenza che ci meritiamo, perché ripeto sono soldi pubblici. Qui sono i ministri che devono fare questo, ecco, sono i presidenti delle Olimpiadi, ci sono delle persone che dovrebbero dare questi numeri. Gazzola. Non ce li danno, come ho detto prima, tengono tutto nascosto, ci fanno conoscere lo stretto necessario, come ha detto Marina, c'è un commissario straordinario, quindi accelerano tutto, quindi fanno tutto in fretta e furia come la pista di bob, ma chi lo sa se riusciranno a finirla e se la finiranno, come la finiranno? Ma la pista da bob non vuol dire solo pista da bob, perché ci sono tutte le infrastrutture, tutto il contesto intorno le montagne, e le strade, le gallerie e quant'altro. Ma arriveremo a Cortina o dove arriveremo? Arriveremo a New York?
invece di Cortina, perché certo. fra poco diventerà così la perla delle Dolomiti, non sarà più la perla. Ma sarà tutta distrutta ormai. E per fortuna c'è il nostro caro Presidente, io ho visto dei messaggi che lui ha mandato, dove nei giornali della Sardegna il nostro Presidente Zaia ha detto che il paesaggio va difeso. Se guardate queste immagini che stanno scorrendo, se questo è il modo di tutelare il paesaggio, ben venga, voglio dire, per lui però. Cioè, è questo il sistema di proteggere il paesaggio, oltre al danno dei soldi nostri pubblici che buttiamo via. Però si dice il mondo va avanti, bisogna fare queste opere per il futuro. Lei come commenta? Lei è anche una giornalista, poi oltretutto Menardi, ecco, anche l'informazione com'è a Cortina e ai cortinesi e in generale a Belluno? L'informazione, sì, insomma, l'informazione bisogna darsi da fare. Io personalmente cerco di studiarmi gli atti, i documenti, sono andata a scaricarmi vari documenti dal sito di Simico sulla pizza da Bob. Adesso ho pubblicato recentemente un articolo sul Corriere delle Alpi sul nuovo impianto che vogliono fare per portare gli spettatori dal centro di Cortina a Socrepes, che dovrebbe poi essere la famosa Legacy, e ci sono varie criticità. Bisogna darsi da fare, perché appunto le cose, le informazioni, la trasparenza non c'è, però essendo atti pubblici, andando a cercare, poi si trovano i documenti, però non è facile, bisogna lavorare e non tutti lo fanno a Cortina, ecco, insomma, ci sono... Allora andiamo a Belluno, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, andiamo a vedere questa variante urbanistica a Cortina, andiamo a sentire. Olimpiadi, trasporto pubblico, diga del Vanoi sono alcuni dei temi caldi che interessano la comunità bellunese, imprescindibili per i consiglieri provinciali di Futura Centrosinistra, che con un ordine del giorno chiederanno conto ai colleghi di parte opposta che da marzo scorso condividono una poltrona nell'emiciclo di Palazzo Piloni. Scriveremo quei 6-7 punti per noi imprescindibili e quindi non oggetto di trattativa, e vedremo le altre parti politiche che cosa ne pensano al riguardo, perché su alcuni punti davvero noi non sappiamo la loro posizione ed è giusto conoscerla prima di intraprendere cammini e percorsi politici comuni. Inopportuno per la consigliera Manusci pensare oggi a incarichi e deleghe se il punto di partenza è divergente, e il voto che ha dato il via libera alla variante per l'area ex stazione di Cortina di fatto ha ceduto il passo ai migliori auspici di unitarietà del Consiglio provinciale. Il sì è arrivato dal presidente Padrini e dal centrodestra, che ha ritenuto la questione un passaggio tecnico dovuto su una decisione legittima del Comune di Cortina. Il no del centro-sinistra è stato un no squisitamente politico. Riteniamo però che questa variante sia essenziale e davvero importante per tutto il Comune di Cortina e abbia dei riflessi politici non indifferenti, politici in senso ampio che riguardano la cittadinanza. Per il gruppo Futura un approccio di metodo dovrebbe essere preminente nell'interesse della cittadinanza, tanto più in questo caso visto i 3 ricorsi al TAR presentati dal Comitato Civico di Cortina, l'ultimo dei quali depositato la settimana scorsa. Pensiamo che la cittadinanza di Cortina debba essere ascoltata sul punto. Riteniamo anche che il parere del Consiglio provinciale sia fondamentale anche nell'iter proprio giuridico di questa variante, e abbiamo invece purtroppo notato che da parte del Comune di Cortina il parere del Consiglio provinciale è stato in buona sostanza bypassato. Futura rivendica il ruolo etimologico della politica che riguarda il bene comune sempre più sovrastato da progettualità sconosciute. Simbolico il caso dei Giochi Olimpici. La provincia deve ancora capire che cosa significhi pista da bob light, nel senso che il progetto al momento non è assolutamente passato in provincia neanche per renderla edotta, per dire. Ci sono altri argomenti che sono invece di competenza della provincia, come appunto l'urbanistica e in questo caso la variante, e a quel punto, avendo noi le competenze, dobbiamo anche avere, secondo me, la perizia o il potere di andare a sindacare a fondo della questione.
Allora, sentiamo Gazzolla come commenta, ecco, queste parole, queste immagini che fanno capire perché non c'è solo la pista, ma c'è anche la diga Valnoi, ci sono tante cose, infrastrutture proprio devastanti. Prego. Andiamo sempre a finire sul discorso di costruire. Cemento, appalti, soldi che arrivano a qualcuno e danno per i cittadini. La diga del Vanoi è un altro problema serio, perché al di là dei soldi che vorrebbero spendere, ma se verrà fatta questa diga è un problema anche geologico. Andiamo a finire come il Vajont lì, perché le spalle dove scende il torrente sono molto friabili. Questo progetto era già stato studiato nell'antichità, lo chiamo io, nel 1900. E avevano capito che non si poteva fare perché il terreno è friabile, frana dentro nel torrente. E questi qui nuovi vogliono costruire una diga in questo posto, spendendo circa 150 milioni di euro, dove si potrebbe recuperare l'acqua in un altro modo, spendendo molto meno e avere più acqua. Come nelle centrali elettriche che abbiamo, perché bisogna costruire centrali nuove, dove abbiamo quelle attuali che sono sotto resa perché sono piene di fango, sono tutte inquinate, le turbine sono vecchie. Sistemiamo le centrali che abbiamo e poi eventualmente ne costruiamo di nuove, ma questa qui del Vanoi non ha senso che venga fatta, è molto pericolosa, al di là del denaro che verrà buttato. Menardi? Io il mio commento è sulla stazione, logicamente, perché abbiamo firmato, appunto, io sono tra i firmatari delle 3 ricorsi al TAR che abbiamo fatto contro questo progetto, e questa è una speculazione mai vista, veramente a Cortina d'Ampezzo, la più grossa che ci sia mai stata fatta. Purtroppo sì, ci sarebbe da dire tanto, ma in breve qui è chiaro che abbiamo di nuovo il cemento che la fa da padrona, perché si sta sacrificando l'unica area in centro Cortina che non è edificata, che è l'ex stazione ferroviaria che il comune ha diciamo acquistato nell'87 dalle ferrovie, però con un vincolo che deve rimanere a uso pubblico, ed è uno spazio aperto, è uno spazio Allora Marina, andiamo a vedere proprio queste proteste, visto che le hai nominate, proteste stazione Cortina, poi commentiamo, andiamo a vedere. Mai visti tanti cantieri a Cortina. Sarà l'avvicinarsi delle Olimpiadi, ma non è solo la pista da bob a far muovere le ruspe. Già in occasione di una protesta ambientalista voluta per esprimere il proprio dissenso nei confronti del costruendo impianto olimpico, il corteo era passato e si era fermato nei pressi della stazione, illustrando e contestando i lavori previsti. Quei lavori ora sono cominciati e chi ha attività che si affacciano sul viale prospiciente della stazione protesta. Il problema è che il Comune non si è organizzato assolutamente in maniera preventiva. Ecco, io non sono assolutamente contro il progetto. Sono contro il momento in cui si è deciso a realizzare, a cominciare diciamo il cantiere, durante gli innumerevoli cantieri che esistono già per la realizzazione di tutte le opere olimpiche. C'è però a chi va ancora peggio. La storica edicola che si trova proprio sul lato della stazione sembrerebbe addirittura avere i giorni contati. Senza parcheggio la gente comunque non si ferma più, non gira. Poi da sabato hanno chiuso anche l'accesso al piazzale della stazione per le corriere dei turisti, e più che altro senza di quello noi non lavoreremo più. Speriamo verrà realizzato entro il 2027. Questi lavori non verranno ultimati alla fine di febbraio 2026, se non il palazzo della questura ex Chipass. Una ventina di giorni fa ci hanno richiamato e praticamente entro il 31 di agosto dobbiamo sbaraccare tutto. Cioè, dovete sbaraccare tutto, vuol dire che dovete chiudere? Sì, l'edicola qui non ci sarà più, basta. Avete capito l'arroganza del potere? Tu hai un'attività, anni, hai impiegato anche sacrifici, impegno economico, se la mattina arriva e ti dicono vai via perché non servi più.
Ma si può continuare così, in questo silenzio assordante che è anche colpa nostra, perché il mino vo combatta, adesso si fa sentire purtroppo, il mino vo combatta, non sta mettete in mezzo, tasi, cosa ha avuto parlare, si fa sentire, questi politici, anzi politicanti, noi politici, perché ne siamo anche dei bravi, non dobbiamo sempre sparare nel mucchio, ma i politicanti l'hanno capito e hanno fatto la loro forza di questo. Prego Menardi, perché siamo in chiusura, poi vorrei chiudere con le vignette, perché ha mandato queste vignette che dopo commenteremo. Prego Marina. Sì, cercherò di essere breve. Intanto volevo dire che questa è una cosa che non è politica, ma è proprio amministrazione locale. Questo progetto è stato voluto dall'amministrazione comunale, cioè da chi ora siede in comune, ed è stato contestato dalla popolazione in modo trasversale, nel senso che se la pista da bob ci sono i pro e i contro, qui praticamente sono il 95% sono contro, perché nessuno vuole che la stazione vada in mano ad un privato che può costruirci un albergo, delle case, dei centri commerciali. Scusa Marina, ma il sindaco è una civica o è un politico? È messo da un partito politico? Civico. È una lista civica. Però quindi... capiamo anche perché la gente a casa deve capire che perché la Marina ha detto qui non è la politica ma è una civica. È una civica, quindi non stiamo parlando di Olimpiadi, non è un'opera olimpica. No, poi è vero che adesso la prefettura sta spingendo per avere il commissariato, ma il commissariato è all'interno di un recupero generale, quindi e poi volevo un attimo anche fare un appunto sul servizio di prima. I lavori non sono ancora cominciati, quello che loro hanno transennato per fare delle perforazioni, delle indagini geognostiche, però in realtà i lavori non sono cominciati perché non hanno ancora tutti i pareri, cioè mancano ancora dei pareri, stanno facendo adesso altre conferenze dei servizi e stanno cercando di spacchettare il progetto, che non so se questo sia possibile, cioè di fare prima di tutto questo commissariato, perché il commissariato, dare il commissariato e regalarlo allo Stato fa sì che non ci sia questo vincolo di uso pubblico che c'era quando la stazione è andata al comune di Cortina. Sono tutte cavilli che noi abbiamo impugnato e abbiamo fatto questi 3 ricorsi insieme a Italia Nostra e una parte privata, e che contiamo, speriamo di spuntarla. E volevo dire un'altra cosa: i ricorsi sono stati finanziati dai cittadini. Noi abbiamo fatto 2 raccolte fondi, una 2 anni fa, quest'anno abbiamo dovuto reimpugnare perché hanno cambiato il progetto. E quindi abbiamo fatto un altro richiamo, abbiamo tirato su quasi in tutto 25.000 euro in tutto nel primo ricorso, 12 e oltre 12 adesso per il secondo. Quindi vuol dire che la gente c'è, ne ha piene le scatole di queste speculazioni. Adesso la gente si sta svegliando, a proposito di svegliamoci, sveglia Veneto, perché quando si va oltre non si sta più zitti. Per fortuna dico io Marina, per fortuna per fortuna, perché il silenzio l'abbiamo, forse è proprio stato il silenzio che ha ucciso Enrico ex Nord-Est, è il silenzio. Allora andiamo a vedere le vignette che ha portato Marina Menardi, ecco, vediamo e le commentiamo, prego Marina. Sì, questa è una vignetta che ha veramente sbancato. Sono i nuovi parcheggi a Cortina. Prima il cittadino che è stato intervistato diceva non c'è stata una pianificazione dell'operazione perché si è chiusa tutta l'area della stazione con numerosi parcheggi, e questa è la cartolina da Cortina. Questa, ecco, estate 2024, code per Cortina. Ci sono talmente tante code che questa signora dice partite adesso se volete arrivare a Natale, perché non si riesce neanche a circolare. Ecco, benvenuti. Questa è stata fatta in occasione della Varev Ultra Trail, dove con oltre 5.000 partecipanti alle 3 gare ci si è trovati senza parcheggi, davano multe, portavano via le macchine, stop, non so stare, insomma Cortina è un cantiere aperto, non ci sono parcheggi, siamo in piena stagione e questa è la situazione. Abbiamo Paola da Padova, veloce Paola, sono in chiusura, ciao. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io non sono contraria alla pista da bob, sono contrarissima
pista da bob, vanoi, tutto quello che usurpa la natura è un suicidio. Naturalmente per le tasche delle brave persone non è certo un suicidio, ma quello che è anche scandaloso, qui a Padova, questa mostruosità del tram, 600 milioni di spesa per arrivare 3 minuti prima, quasi 1000 alberi tagliati in 2 zone di Padova, che vuol dire la sopravvivenza. Venite qua a Padova con 35-36 gradi, cosa vuol dire sopravvivere? È un suicidio. E addirittura il settore verde di Padova, non faccio il nome perché sono una persona corretta, ha detto che non c'entra niente i 3 minuti che arriverà prima il tram, c'entra naturalmente la montagna di soldi che si stanno spartendo e purtroppo non ne viene quasi mai parlato di questi scempi. Attualmente il tram a Padova è fermo per 40 giorni per manutenzione. La manutenzione costa 2 milioni all'anno, solo la manutenzione, e per farla stanno sventrando delle vetture perché la ditta è fallita e mancano i pezzi di ricambio. Più scandalo anche a questo non se ne può più. Comunque bravi, complimenti, andate avanti e lottate perché è l'unica speranza nostra. Grazie mille, buona giornata. Questo è successo anche per l'Ovovia a Venezia, sul ponte di Calatrava, siccome non c'erano più i pezzi di ricambio, hanno buttato via l'Ovovia, non esiste più, pensate, ecco, sono soldi pubblici, guardate che era da brividire. Allora Gazzola, come ci saluta? Io vi saluto sperando che le cose possano migliorare nei prossimi anni, anche se ho i miei dubbi visto la nostra classe politica che ci troviamo tuttora, e spero veramente che la cittadinanza ci dia una mano a noi associazioni, a noi comitati, perché più siamo più forza avremo e più queste persone riusciremo a metterle all'angolo, altrimenti loro l'avranno vinta. Sentiamo anche Marina Menardi come ci saluta. Sì, anch'io concordo con Giancarlo, bisogna, sì, è difficile lottare, però bisogna farlo e bisogna cercare di smuovere le coscienze, di cambiare le coscienze delle persone, di farle ragionare, di mostrare come sono i fatti, come ci si sta muovendo e sperare che ci sia un cambiamento che viene proprio dal basso, perché dall'alto è difficile scalfire, ma se noi riusciamo a cambiare la mentalità delle persone abbiamo già raggiunto il nostro risultato. Grazie, grazie anche a Marina Menardi, Presidente Comitato Civico Cortina, grazie a Giancarlo Gazzola, Vicepresidente Movimento Mountain Wilderness, grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, terzo mandato centrodestra, ma non solo perché è anche enologo. E presento anche collegata da Gorizia la dottoressa Elena Roppa, delegata donne del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno dottoressa, grazie di essere qui. Allora, questo nettare degli dei che appassiona sempre di più la figura femminile, cosa è successo, dottoressa Roppa, per intrigare così questa figura femminile che ha investito anche molto e che forse ha anche un certo fiuto? Prego, dottoressa. Sicuramente hai ragione Mirella, c'è grandissima richiesta non solo delle figure professionali femminili nell'ambito enologico, ma c'è anche molta richiesta, moltissima, da parte delle donne di formarsi in questo ambito. C'è grande fascino del mondo del vino, della bevanda, quindi prodotto vino, e del lavoro a contatto con la natura. Io credo che ci sia anche questo aspetto. Quindi l'aspetto della ruralità, da non sottovalutare anche il fatto, io lo dico sempre, l'agricoltura e il contatto con la natura, la ruralità, il mondo rurale è un mondo in cui la famiglia si può ben integrare con il lavoro. Quindi le nostre socie, per esempio le nostre professioniste, donne del vino,
appunto le donne in genere che lavorano nel settore solitamente riescono a conciliare bene anche la famiglia, no? con questo lavoro, proprio perché sono ritmi magari diversi in cui magari si può lavorare e iniziare presto la mattina, penso anche all'ambiente della cantina, all'ambiente della campagna e quindi finire prima, quindi c'è una flessibilità anche di orari che secondo me non va trascurata. Si lavora tanto, non che si lavori non poco. avevo dubbi su questo. Allora sentiamo come commenta il dottor Andrea Favaretto, che oltre al sindaco di Saigareda, terzo mandato, vuol dire che ha seminato bene, a proposito di semine, ha raccolto e l'hanno riconfermato. Questa figura femminile che veramente è sempre più presente e che cerca anche sempre di migliorare sempre di più anche questa qualità del vino. Come no? Solo per specificare, io sono medico veterinario, mi sono diplomato alla scuola enologica di Conegliano prima di laurearmi in medicina e in veterinaria, e volevo a proposito ricordare due personaggi, se posso velocemente. Di Saigareda c'è l'Ornella Molon, tanto per essere chiari, ma anche l'Anna Spinato, una carissima amica di Ponte di Piave. Sono state due donne precursori proprio dell'attività viticola. Molon detta la bersagliera. Proprio per questo tipo di attività che è diventata importantissima nel nostro territorio. E ovviamente le donne stanno marciando alla grande su tantissimi settori. Oggi parliamo quello vitivinicolo, e ho notato veramente un interessamento da parte delle giovani donne, ma giovani ragazze su questo settore. Sono le più brave, perché anche a livello scolastico sono preparatissime e sono innovative e hanno portato l'impulso anche, diciamo così, estetico, che è importante nella presentazione di un vino, che l'ho visto anche per esempio sulle grappe, ricordo, perché partecipo a molti eventi e quindi proprio tutto il territorio, io vado ad ascoltare un po' le nuove presenze. Ricordo la figlia di Giorgio Cecchetto, per esempio, che recentemente l'ho incontrata, ma tante altre persone, per esempio la figlia di Castagner, tanto per dirvene una, sui liquori, invece sulle grappe. Quindi veramente un mondo che si sta trasformando in femminile, ma molto bene, insomma, ecco, questo è importante. Dottoressa Roppa, allora molto bianco, molto prosecco, ma in futuro cosa berremo? Perché io prima parlavo col dottor Favaretto e dicevo, ma i nostri rossi, ma che fine hanno fatto? Eppure non c'è mercato. Il mercato ormai è orientato tutto su questo vino bianco, non solo prosecco ma anche altri. Ho detto al sindaco di Favaretto che forse se Zai oltre il radicchio sulla luna portava anche questo meraviglioso vini rossi che abbiamo la fortuna di avere, non sarebbe stato male. Cosa dice, dottoressa? Sì, un bel raboso frizzante anche d'estate. Brava, raboso frizzante anche. Insomma, ci sta anche d'estate vini rossi, no? Ricordiamo che ecco, forse non si ha l'accortezza o si ha magari la difficoltà poi a prendere delle decisioni in autonomia, magari in casa, così, di mettere il vino rosso, soprattutto d'estate chiaramente, nel frigo, no? Perché magari un tempo non si faceva, ma è normalissimo farlo, lo beviamo fresco ed è estremamente piacevole. Ci sono molti consorzi che a livello italiano che nel corso appunto degli anni hanno tentato di promuovere proprio i vini rossi, dicendo ma anche d'estate basta appunto farli scendere di temperatura e sono godibilissimi. Quindi poi ecco, tornando alla domanda, teniamo conto che ci sono anche delle mode nel vino. Io mi ricordo quando ho iniziato io e venivo da una terra di vini prettamente bianchi. In quel periodo il Friuli Venezia Giulia era famoso soprattutto per i vini bianchi, e stavo studiando in Alto Adige e se non approfondivi il tema dei grandi vini rossi, quindi Piemonte, Toscana, eri considerato fuori dal giro, no? Diciamo.
Quindi voglio dire, si tratta sicuramente di mode. C'è una tendenza sicuramente negli ultimi anni a cercare dei vini più leggeri, complice anche il Prosecco, ma noi dobbiamo ringraziare tantissimo il Prosecco per quello che ha fatto rispetto al Made in Italy nel mondo. Con le sponsorizzazioni che ha avuto ci mancherebbe anche... Però è stato sinonimo ed è sinonimo di Made in Italy, no? Un vino che si presta appunto alla convivialità, un vino facile che non ha bisogno di tante spiegazioni, cioè è un vino che piace per questo, no? E dopodiché probabilmente con questa apertura verso vini più facili che arrivano a tutti, ecco che arriviamo su un altro sistema che è proprio quello dei vini bianchi e quindi l'aggancio è stato abbastanza facile su questo. Dopodiché, come dico, i vini rossi ne abbiamo di importantissimi in tutta Italia, Veneto sicuramente, Friuli Venezia Giulia anche, pensiamo agli autoctoni in particolare che sono importantissimi per la nostra storia, quindi da portare avanti. Vanno solo, ecco qui il tema della formazione, anche lato consumatore, quindi vanno solo raccontati sempre meglio anche sul versante di come servirli e quindi anche della temperatura e degli abbinamenti. Ha fatto bene a dirlo, dottoressa Rop, che io vorrei chiedere al dottor Favaretto, perché bisogna anche saper bere, ma sappiamo cosa beviamo. Io ho diverse persone mi dicono di chiedere questo. Nico, bevo il Prosecco, mi viene mal di testa, forse sbaglio Prosecco, oppure dovremmo anche capire la coltivazione, come avviene la fermentazione, come dice la dottoressa Roppa, chi mai avrebbe immaginato di bere il vino rosso freddo o fresco? Una volta era tabù, guai, rosso va a temperatura ambiente, non è vero, perché è più buono se è fresco, ma anche qua culturalmente ci abbiamo messo il tempo per capirlo, mentre sul vino bianco avevamo più attenzione. Prego, allora, sì, se dobbiamo saper bere. Sì, allora, eventi se ne fanno tantissimi e sono molto importanti. Io stesso recentemente sono andato a Vinitaly a passare la giornata per visitare le cantine di Saigareda che hanno esposto lì i loro vini. E lì c'erano un sacco di eventi anche per insegnare, per imparare, in tantissime direzioni. Localmente, io dico, guarda Saigareda, che è un paese di 7.000 abitanti, che ha però una importante situazione vitivinicola, perché è veramente importante, facciamo 3 eventi importanti, perché il 2 agosto facciamo non calice sotto le stelle, ma un tipo di calice sotto le stelle, ma molto raffinato, molto curato. 23 cantine che vengono lì a far sorseggiare, a spiegare i loro vini. Allora invitiamo anche la dottoressa Roppa, vero Sindaco? Che è veramente fatta bene, davvero con molto soft, molto tranquilla. Abbiamo fatto la Color Vin Run di recente, sono venute 800 persone a Campo Bernardo, in una passeggiata in mezzo alle vigne, tranquilli, una camminata con le famiglie dove ci si buttavano i colori, e adesso il 29 settembre faremo la maratona fra le vigne, è organizzata dall'Atletica Tre Comuni. Vede, e come eventi, anche l'altra sera a Campo di Pietra abbiamo parlato della potatura, abbiamo fatto un bellissimo evento insieme alla cantina sociale di Campo di Pietra ed è venuta un sacco di persone a documentarsi. Ciò vuol dire che l'informazione serve. E recentemente abbiamo fatto un lavoro sulla flavescenza dorata, che sa che è un problema grossissimo per le vigne, perché tra l'altro proprio nella nostra zona c'è un bacino molto pericoloso, pericoloso diciamo per le viti, fra Noventa e Saigareda, di cui stiamo cercando di arginare questa malattia. L'informazione c'è, e se lei osserva molte cantine, se vede le nostre, c'è lo stemma, il simboletto dell'ape, vuol dire che c'è una coscienza, chiamiamola biologico in linea generale, perché capite bene è difficile parlare di biologico, però parliamo in biologico, però
che la cultura c'è, i ragazzi, quelli giovani si informano e soprattutto con la nuova tecnologia dell'informazione che arriva a tutti i viticoltori, sanno anche nel momento di intervenire, come intervenire, quando intervenire. Guardate che si stanno facendo passi veramente da giganti, insomma, ecco. C'è la coscienza, diciamo, di far bere bene, far bere sano. Cosa dice dottoressa Roppa? Quanto importante è saper bere bene, anche questo fiuto che hanno queste donne, questa figura femminile, anche nel creare questi eventi, soprattutto queste cantine che delle volte sono entrate, sono dei musei nel vero senso della parola, eccezionali, veramente complimenti. Prego dottoressa. Sì, effettivamente, come diceva il dottore, il gusto estetico che è entrato in cantina è anche merito appunto delle donne, no? Da questo punto di vista, della componente femminile. Dopodiché scientificamente si dice che i sensi, no? E qui parlo in particolare delle sommelier e quindi di tutto il numero che è sempre più alto di donne che fanno formazione, no? E quindi si formano come sommelier nelle varie sigle delle sommelier e si dice che c'è una predisposizione rispetto all'olfatto, rispetto al gusto, quindi una sensibilità maggiore. Io credo che sia anche, oltre alla genetica che potrebbe esserci, io credo che sia anche un'abitudine che magari c'è un'attenzione maggiore rispetto alla bambina a farle sentire i profumi, a farle interagire con i sapori, quindi potrebbe essere anche un fattore di educazione che ben venga, però che venga aperto a entrambi i sessi e quindi non c'è questa preclusione, anzi quindi non ritengo che sia una situazione prettamente genetica. Per il resto, ecco, sono molto ricercate per esempio le figure professionali che in questi ultimi anni hanno portato all'estero il vino, quindi le export manager, figure ricercatissime perché oltre al lato tecnico, quindi di formazione, che possono essere anche enologhe, sempre più spesso sono enologhe negli ultimi anni, ma sono anche commerciali pure e riescono a mettere a proprio agio la persona che hanno di fronte e quindi ad attivare una relazione sicuramente oltre che commerciale anche amichevole, che è sempre più importante al giorno d'oggi, e quindi rapporti commerciali che si trasformano effettivamente in relazioni durature di amicizia tra azienda e importatore o importatrice, e quindi direi che noi siamo cresciute per esempio come associazione. Teniamo conto che l'Associazione Nazionale delle Donne del Vino è la più grande associazione enologica al femminile al mondo. E quindi l'Italia Allora dottoressa, siccome devo correre perché il tempo è tiranno, certo. Però io le devo fare questa domanda e la faccio anche al dottor Favaretto, visto che abbiamo sentito parlare molto di caporalato. A me vengono i brividi, queste figure che mancano, e sono queste persone che molti non vedono di buon occhio, che è il diverso, invece fa i lavori che noi non vogliamo più fare, non possiamo più fare perché non ci siamo, cioè non abbiamo più questa forza lavoro, e dobbiamo occupare queste figure che devono essere pagate nella giusta maniera, che devono vivere dignitosamente. Stiamo parlando di esseri umani, non stiamo parlando, curiamo pure gli animali, dobbiamo curare anche queste persone che soprattutto sanno lavorare anche molto bene, specialmente gli indiani, sì. Ecco, sanno veramente lavorare bene, perché il caporalato si conosceva, si sapeva che c'era, dottor Favaretto, però c'è voluto questa morte terribile con questo braccio buttato là come fosse una cosa, un pezzo di sasso, di pietra. Forse abbiamo più cura del sasso e della pietra che non di questo. È per far capire che forse i controlli ci devono essere. Prego Favaretto. Sì, no. È essenziale che ci siano i controlli su questa situazione così incivile, così incivile. Quello che mi fa comunque specie è che ci sia questa situazione fra loro stessi,
Cioè c'è un caporalato che viene da un indiano stesso che danneggia la sua stessa gente. Questa è la cosa peggiore. Quindi parlo di emotivamente, certo. La cosa peggiore è noi che eventualmente non controlliamo il fatto che queste persone vengano trattate come si deve. C'è stato recentemente a Ponte di Piave una bella azione e mi complimento del fatto, perché poi la cosa si estende a Ragera, sì, le parole poi volano e, come dire, l'informazione, soprattutto l'informazione, funziona ed è valida per questo. Io auspico che questo non succeda più, anche perché i margini, per dire, di risorse per poter lavorare bene il terreno, facendo vivere bene la gente, c'è. Questo è. Ecco, sì, quello volevo sentire. Non è che non ci siano i soldi per pagare queste persone questo lavoro e farli vivere decentemente. Guardate che loro vogliono solo vivere decentemente, non è che chiedono la luna. Dottoressa, mi fa piacere che ci sia lei proprio come figura femminile, perché io non riesco a tollerare queste cose, sa. Io le vedevo e quando le vedo io denuncio, dottoressa. Io ho il coraggio di denunciare quando vedo che le cose non funzionano, perché mi vengono i brividi. Pensare anche con quanta gentilezza loro si pongono, Sindaco, con quanto amore anche fanno il loro lavoro e seriamente, e poi ci sono queste figure, però c'è anche un responsabile che è il proprietario. È lui. Io capisco che c'è il caporalato che sappiamo benissimo che ha un capo e il capo è uno di loro. E lo so. Dobbiamo ma c'è anche il titolare, o sbaglio, dottoressa Roppa? È là che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità perché questo non avvenga. Allora, non è la prima volta. È saltato. Riproviamo, dottoressa. No, allora sentiamo il... io vi sento. Ah, ecco, adesso prego. Sì, mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, diciamo che questo è stato l'ultimo caso eclatante, non è la prima volta. Dopodiché i controlli ci sono. Questo è stato un caso terribile che credo abbia scosso tutte le nostre coscienze, soprattutto di noi che lavoriamo in questo settore. L'anno scorso noi qui in Friuli Venezia Giulia come Donne del Vino avevamo promosso un convegno per parlare di sociale, di agricoltura sociale e di tutto quello che è il sociale all'interno dell'agricoltura sostenibile. Noi parliamo sempre di sostenibilità, ma la sostenibilità è sociale prima di tutto, oltre ambientale e oltre economica. Se manca il pilastro del sociale non esiste sostenibilità, quindi l'attenzione alle persone che collaborano con noi, all'ambiente lavorativo, non solo nell'agricoltura ma penso anche nel turismo, che purtroppo vive anche di queste situazioni. Dobbiamo parlarne spesso. Le persone devono essere trattate con grandissima dignità e prima di tutto vengono i collaboratori, perché senza un buon team e senza un team che sta bene all'interno dell'azienda, l'azienda non esiste, non cresce. Sentiamo il dottor Favaretto. No, condivido in pieno, dottoressa. E ha ragione lei. Guardi, e il sociale lo includiamo a tutti i livelli, c'è quello proprio della persona, ma c'è anche quello della cultura, per esempio, c'è anche quello anche parlo dell'attività sociale, non so, sportiva verso i ragazzi, cioè hanno una importanza, perché poi faccio per fare un esempio, se un settore vitivinicolo sostiene per esempio lo sport, parlo di sport a livello comunale, i ragazzi sono di tutte le specie, tutte le razze, che non è vero che poi alla fine, e questi diventano amici, si formano una famiglia, condividono diciamo gli eventi del paese, dalla scuola allo sport alla cultura, che è quello per esempio trovarsi anche in questo periodo che sono a casa da scuola, trovarsi insieme in biblioteca per esempio, oppure presso i centri sportivi. Io parlo da qui e poi in su, ovviamente le cose importanti, come si parlava prima, anche di poter fare in modo che chi lavora per esempio nei campi con queste temperature poi trovi un momento di ristoro presso l'azienda stessa, dove possono mangiare insieme al fresco e poi riprendere il lavoro magari presso la campagna. Cioè ci deve essere ovviamente
assolutamente un'omogeneità di intenti. Questo è quello che dobbiamo trasmettere. Ma comunque io, per esempio, io parlo di una piccola realtà rispetto alla mia, ma è chiaro che l'Italia è lunghissima e si va dal Trentino fino alla Sicilia, e quindi c'è veramente un mondo da, fra virgolette, educare. Ecco, questo è quello che parlo. Lo diceva Feltri molto tempo fa su questo problema del caporalato. Si diceva si può risolvere, ci sono regioni che le risolvono, ci sono regioni che ancora devono fare qualche passo in più. Io onestamente è capitato, diciamo in una regione lontana, abbastanza lontana da noi, però ripeto, non molliamo, teniamo duro anche nel nostro Veneto, che è stato beccato anche qua qualche bel caporalato, ma di quello tosto anche. Per fortuna, è stato beccato, questo intendo dire. Che non deve... perché sembra che dobbiamo andare sempre al sud per vedere certe cose, ma le vediamo anche qua, Si figuri se a me mi interessa, ma io dico che almeno i controlli qui vengono fatti, e questa è una cosa importante. Volevo solo ricordare un'ultima cosa, visto che ha parlato del Raboso, che proprio settimana scorsa c'era Raboso in piazza Oderzo, quindi non è che ci dimentichiamo di questo importante vino, anzi, e ringrazio proprio il comune di Oderzo che ci ha riuniti tutti quanti per fare questo evento così importante. Bisogna fare squadra. Ecco, l'importante allora, dottoressa Roppa, proprio sul fare squadra, anche su un momento delicato che sta attraversando il nostro paese, anche il nostro territorio. Ecco, questa forza lavoro che manca, non c'è niente da fare, non ce l'abbiamo, abbiamo una denatalità che cresce, forse c'è anche troppo silenzio, o forse dobbiamo renderci conto che chi ha voglia di lavorare può lavorare più agevolmente. Abbiamo una burocrazia che sta soffocando tutti, forse la mettono apposta, dico io, ma dobbiamo capire che questo paese ha bisogno di forza lavoro. Prego, dottoressa. Sì, io ritorno sul tema delle condizioni di lavoro. Allora, io faccio nel mio lavoro tanta formazione con i giovani, dopo appunto specializzazione post diploma, sia per quanto riguarda appunto l'inserimento in aziende vitivinicole o anche in birrifici, oppure nell'ambito del turismo. Ecco, quando questi ragazzi e queste ragazze vanno in stage, purtroppo non trovano l'ambiente che gli era stato prefigurato a livello teorico, e questo è il problema, secondo me. Quindi le condizioni di lavoro, come diceva il dottor Favaretto, le pause che sono sacrosante, che non vuol dire fare pausa caffè per ore, ma vuol dire fare la pausa giusta nel momento giusto. Sono lavori di solito che penso al turismo, alla campagna, che coinvolgono tante ore al giorno. Quindi c'è la necessità della bottiglietta d'acqua, no? Che è essenziale, e sono piccoli gesti che il titolare e la titolare dovrebbero essere presenti su un tema dell'accoglienza dei propri lavoratori. Quindi se non abbiamo queste basi, difficilmente faremo in modo che sia i nostri ragazzi e le nostre ragazze, ma anche appunto chi viene da fuori a lavorare qui in Italia, poi rimanga qui. Dottoressa, scusi se le faccio questa parentesi, però secondo me è un problema culturale. Io vedo molti giovani impegnati in questo lavoro che hanno la mente molto più aperta. Cioè non c'è niente da fare, loro hanno la mente più aperta. Queste perplessità e queste mancanze le vedo nei diversamente giovani. Mi scusi dottoressa, ma io lo devo dire. Io vado in una cantina gestita da giovani, è un'altra cosa, è un altro mondo. È inutile che continuiamo a dire che non è vero, perché dobbiamo puntare sui giovani, perché sono bravi, preparati e ce la mettono tutta. Dottor Favaretto, e poi ritorniamo dalla dottoressa. Dobbiamo capire però che c'è un cambiamento in atto importantissimo. Parlo di intelligenza artificiale, ma che sarà anche questa, perché l'intelligenza artificiale molta gente non l'ha capita, però può essere veramente utile.
Io parlo per esempio del fatto di utilizzare sempre mezzi più importanti per poter lavorare il terreno, per esempio. È già iniziato da molto tempo, arriverà anche ulteriormente. Ecco che eventualmente questo andrà a supporto del lavoratore stesso. Ecco, questo è l'indirizzo secondo me che ci sarà in futuro, che forse i giovani l'hanno, ovviamente ce l'hanno diciamo ormai sulle dita delle mani, ecco. E questo sarà il futuro che secondo me porterà anche molto più beneficio per quanto riguarda le situazioni diciamo così critiche in campagna, ecco, questo è quello che penso. Sentiamo la dottoressa come commenta, l'avevo interrotta prima ma purtroppo devo correre perché la domanda era importante. Prego dottoressa. Sì, sono d'accordo col dottor Favaretto. Oltretutto sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia ci sono tantissimi nuovi percorsi professionali di agrotech specialist, no? I famosi ITS, no? I nuovi percorsi biennali, no? Voluti appunto dal nostro Ministero, no? dell'Agricoltura e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e devo dire che accolgono proprio in questo, coniugando tecnologia ma anche l'agricoltura, che quindi è la tradizione del nostro paese, delle nostre aree, e accolgono tantissimo interesse nei giovani e fanno vedere la parte di innovazione, no, che i giovani stanno già vivendo. Noi ci arriviamo un poco dopo, ma perché appunto abbiamo la difficoltà, siamo in passaggio su due mondi molto diversi e abbiamo la difficoltà di farli dialogare. Loro sono già nel secondo mondo, no, quello che noi insomma, vediamo alcune cose ma non tutto. Ma anche nel sociale, dottoressa, noto questo, sono molto più aperti, ecco, non vedono il diverso come lo vede quasi sempre diversamente giovane, perché loro hanno una mente più aperta, hanno girato il mondo, sanno cosa vuol dire superare i confini e capire che c'è un altro mondo che va aiutato, e lo fanno con la solidarietà, questa è la verità, perché il sociale è importante per i giovani. Cosa ne dice, dottoressa? Sì, sono d'accordo, Mirella, è giustissimo ed è vero che i giovani sono così. Il problema è che i nostri giovani non trovano un ambiente, appunto, i diversamente giovani che trovano dall'altro lato della scrivania. È dura, dottoressa, guardi che è dura, Sono così, una volta dice così, non riescono a passare il testimone, e invece delle volte se ascoltassero anche diversamente giovani il giovane forse sarebbe meglio. Quanto importante è ascoltare, Sindaco? Lei poi fa l'ascolto tutti i giorni? Sì, no, rapportarsi, ma noi non è che veniamo dalla luna, cioè io ho due figli che sono giovani, non è che uno ha 29 anni e l'altro ne ha 27 e sono persone anche, ma così in tutte le famiglie importanti, sì, mia figlia è cardiologa e l'altro lavora per Deloitte, quindi non sono, diciamo, hanno un loro peso nella società dal punto di vista delle loro attività. Io anche la mia squadra, per esempio amministrativa, è composta da molti giovani. Vi faccio un esempio, che il mio capogruppo adesso, che ha 28 anni, è laureato in legge e si occupa di un'azienda vitivinicola. E quindi è un laureato in legge, non è che sì, adesso sta studiando addirittura credo per voler fare concorsi per magistratura. Cioè siamo circondati da persone preparate e che fanno la loro attività tranquillamente e si espongono anche, diciamo, al servizio della società. Dicevo anche, perché prima ho sentito qualcosa, che c'è una distanza fra gli amministratori e le associazioni. Ma non è così, perché guardate, gli eletti, per esempio nella mia lista o nelle altre liste in generale, sono tutte persone che hanno partecipato, chi nella cultura, chi nel sociale, a varie associazioni. Io ne ho dell'Avis, dell'Aido, cioè sono che lavorano nella Proloco locale, non è poi così lontano. Quello che ci mette in difficoltà invece è la burocrazia. Ma la burocrazia che arriva a noi che dobbiamo
che non devo diventare matto per fare un progetto e per realizzare un'opera e metterci 2 anni. Cioè è questo che ci blocca. E immaginatevi il privato che corre a 300 all'ora e invece noi amministratori andiamo a 10 all'ora. Questa è la questione, su tutti i settori parla, anche sulle buone cose. Che per esempio, come si parlava prima, di poter fare dei controlli, ci vuole personale, ci vogliono soldi, ci vuole che una giustizia veloce, Oddio, sindaco, se i soldi pubblici fossero impiegati meglio, forse, guardi, non sempre, forse avremo anche queste risposte. Allora, no, perché noi, guardate, veniamo eletti se spendiamo bene i soldi. Sì, ma voi avete bisogno di soldi che arrivano dal governo e dalla regione, e allora è tutto là che ci giriamo. Inutile, voi siete bravi, ma se non arrivano i soldi... C'è un meccanismo diverso che basterebbe anche copiarlo. Per esempio, se voi andate in Francia, i comuni ricevono un tot di 5 milioni di euro, te li gestisci tu. Finito. Basta, perché devo fare i saluti della dottoressa Roppa, perché ormai siamo a fine chiusura della trasmissione. Dottoressa, come ci saluta? Ma davvero grazie di questa accoglienza, mi ha fatto davvero piacere e vi saluto da Gorizia, augurandovi una buona estate dalla provincia di Gorizia. L'appuntamento del sindaco che le arriverà in invito, l'ho segnato. Sì, si chiama Sentieri di Vino. Perfetto, mi sono segnata e quindi spero proprio di esserci. Grazie. Con grandissimo piacere. Grazie dottoressa Elena Roppa, delegata Donne del Vino Friuli Venezia Giulia. Dottor Favaretto, come ci saluta? Vado a lavorare subito. E con queste parole anche io vi saluto, grazie per questa bella mattinata di Sveglia Veneti e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Busecca milanese. Nella tradizione gastronomica lombarda e in particolare in quella milanese sono spesso presenti preparazioni storiche dalle umili origini contadine. Una delle ricette più famose è la trippa alla milanese, che viene anche chiamata busecca. Sembra che in passato i milanesi ne fossero dei grandi consumatori, tanto che venivano chiamati scherzosamente busecconi. Ingredienti per 4 persone. 400 grammi di trippa lessata e tagliata a listarelle. 1 litro di brodo di carne. 2 carote. 1 cipolla. 2 gambi di sedano. 3 o 4 spicchi d'aglio. 2 cucchiai di passata di pomodoro. Mezzo barattolo di fagioli cannellini, mezzo bicchiere di vino rosso, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, pepe. Tagliate la trippa a strisce. Tritate accuratamente la cipolla, la carota, l'aglio, il sedano, e metteteli a soffriggere con l'olio. Quando saranno rosolati, aggiungete la passata di pomodoro. Poi unite i cannellini e la trippa. Lasciate cuocere per 10 minuti, aggiungendo progressivamente il vino rosso.
fritte e pepate a piacere. Aggiungete il brodo di carne e lasciate cuocere ancora per altri 10 minuti. Prima di servire, cospargete la zuppa di abbondante parmigiano. E buon appetito!